Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo venerdì 28 aprile per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Vi dico già che saranno numerosi i collegamenti con il territorio regionale, da Casier, dove c'è stato un pesantissimo atto di vandalismo ai danni della casa delle associazioni, a Dosson per la precisione, poi a Vicenza per parlare di un triste primato, quello relativo all'aria, e ancora a Venezia per una operazione della Guardia di Finanza che potete vedere anche in apertura del Gazzettino.it. Niente scontrini, la Finanza chiude 20 esercizi pubblici a Venezia. Sul posto per noi ci sarà la nostra Ilaria Marchiori. E ancora la politica che ci porterà a Padova per una proposta del Partito Democratico in vista del 1° maggio che riguarda da vicino la sicurezza sul lavoro e tanto altro ancora. Avremo un ampio dibattito nella seconda parte di questa edizione dedicato alle elezioni amministrative di Treviso. Mancano poco più di 2 settimane al voto, il clima si fa davvero incandescente nel capoluogo della Marca. Sono pronte a partire anche delle denunce, ci sono state delle minacce, insomma faremo il punto della situazione. Cominciamo quindi con la cronaca. Vi do un aggiornamento sull'incidente che c'è stato ieri sera in via Padovana a Quinto di Treviso. Questo 25enne a bordo della sua motocicletta si è schiantato contro un furgone, poi è volato in un fossato, resta in prognosi riservata in ambiente intensivo, ma hanno confermato poco fa le autorità sanitarie in via precauzionale, quindi ci sarebbe un miglioramento. Questo relativamente all'incidente che vi abbiamo dato praticamente ieri sera in presa diretta nel corso del nostro telegiornale delle 19:30. Come sapete, tra l'altro, quella di ieri è stata una giornata nera sulle strade del Veneto, una vittima nel Bellunese e un'altra nel Vicentino, e questa notte a Vicenza un altro incidente stradale con gravi conseguenze per un motociclista di 50 anni. Sono le 4:30 di notte quando in Viale del Verme a Vicenza un motociclista si scontra con un'auto. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento, ma il Centauro appare subito grave. L'uomo, un 50enne, viene soccorso dai medici e dagli infermieri del SUEM 118. È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Bortolo. Rimaniamo nel Vicentino a Vicenza per un aggiornamento di cronaca. In corso Santi Felice Fortunato, una delle zone di Vicenza più monitorate dalle forze dell'ordine, è stato arrestato un pregiudicato. Gira per Vicenza sotto falso nome, ma è ricercato per droga. Un pregiudicato nigeriano di 27 anni viene fermato per un controllo dalla Polizia di Stato. Siamo in corso Santi Felice Fortunato, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. È una delle zone più sorvegliate dalle forze dell'ordine. Lo straniero, che viene individuato dalla pattuglia delle volanti, non ha con sé documenti. Portato in questura viene identificato grazie alle impronte digitali e così emerge che a suo carico c'è un ordine di carcerazione della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era già stato arrestato a Rieti nel 2020 per essere stato trovato in possesso di grosse quantità di droga e per questo era stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Non solo, risulta inottemperante anche all'ordine del questore di Aosta di lasciare l'Italia. Per questo è stato indagato ed è stato scortato nella casa circondariale di Vicenza per l'espiazione della pena. Rimaniamo nel Vicentino, nel Bassanese, ritorniamo a Fara Vicentino, la comunità sconvolta dalla sparatoria di lunedì mattina. Ci sono continui aggiornamenti soprattutto sul fronte giudiziario. Si infittisce il giallo della sparatoria di Fara Vicentino, costata la vita a un 28enne marocchino. Sale infatti a 3 il numero delle persone iscritte nel registro degli indagati per il conflitto a fuoco avvenuto in via Crosara nella mattinata di lunedì.
Oltre al vice brigadiere del radiomobile di Thiene, già indagato per omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, è finito nel fascicolo della Procura di Vicenza anche Alex Frusti, l'agente della polizia locale del distretto nord-est vicentino, colpito da Sufiana e Bubagura prima che questi venisse ucciso dai colpi di pistola sparati nel violento scontro a fuoco. L'ipotesi di reato per Frusti è la medesima, anche se molti dubbi sulla dinamica degli eventi verranno sciolti solamente dall'autopsia sui resti del marocchino che si svolgerà oggi. Indispensabile infatti capire da quanti colpi sia stato raggiunto l'uomo, motivo per cui è stata disposta dal pubblico ministero pure una perizia balistica. L'esame necroscopico è fondamentale per chiarire se il 28enne fosse sotto l'effetto di sostanze nei concitati momenti della sparatoria. Nel frattempo proseguono le indagini anche a carico di Bubagura, con sopralluoghi nella sua abitazione e approfondimenti sulle sue frequentazioni. Da quanto emerge dal contesto pare infatti che la vittima della sparatoria abbia proferito parole che farebbero pensare a una sua radicalizzazione, anche se la famiglia avrebbe smentito più volte questo dettaglio. Migliorano intanto le condizioni di Frusti, ricoverato all'ospedale di Sant'Orso con una ferita molto pericolosa al petto. Secondo alcune fonti, il proiettile sparato dalla pistola che il marocchino ha sottratto a uno dei due carabinieri avrebbe sfiorato il cuore. Questi tutti gli aggiornamenti dell'ultima ora messi in fila dal nostro Ferdinando Garavello, ma non c'è solo la cronaca, c'è il dibattito politico che è seguito a questo fatto. Interviene il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, che richiama l'attenzione sulle dinamiche migratorie internazionali. Le indagini sulla sparatoria di Fara sono ancora in corso e migliorano le condizioni dell'agente ferito. Ma la vicenda ha suscitato grande clamore e anche alcune polemiche. Il vicepresidente del Consiglio Veneto, Nicola Finco, richiama tutti alla calma in un momento di grande tensione. Solidarietà e vicinanza sia ai carabinieri ma anche ai vigili dell'Alto Vicentino, in particolar modo all'istruttore che è stato ferito e ovviamente anche tanti auguri di pronta guarigione. Abbiamo avuto l'ennesima prova dell'operatività delle nostre forze dell'ordine, ma soprattutto anche della grande capacità che hanno avuto. Sono momenti sempre delicati e particolari e penso che oggi ogni chiacchiera in più sia inutile, ma vada espressa la massima vicinanza alle forze dell'ordine che hanno fatto il loro dovere. Il vicepresidente del Consiglio regionale sposta quindi l'attenzione sulla situazione internazionale, che potrebbe aver posto le condizioni per quanto è accaduto a Fara e per quanto potrebbe succedere in altre zone. Sappiamo che soprattutto anche nell'ultimo periodo stanno arrivando ovviamente grandi numeri, no? Anche per quel che riguarda l'immigrazione, e arriva di tutto, arriva gente che per carità magari fugge da una guerra, ma arrivano anche gente che magari ha determinati problemi anche da un punto di vista psichiatrico, e poi quando sono sul territorio, se sono persone che non sono inserite, che non vengono, che non si trovano un lavoro e che non vivono decentemente all'interno della nostra società, succede che poi questa gente gira tranquillamente per le strade. L'appello di Finco è quindi rivolto a chi governa il paese in questo momento. Sembra sempre che succeda dall'altra parte del mondo il fatto particolare, ma oggi ce lo siamo trovati in casa e questo penso debba far riflettere soprattutto a livello centrale, a livello nazionale, il Ministro degli Interni, perché stiamo assistendo veramente ad arrivi importanti per quel che riguarda gli immigrati, ma questa gente non può arrivare ad essere disseminata sul territorio nazionale senza nessun tipo di regola, ma questa gente deve essere accompagnata e seguita, altrimenti di casi come quello di Fara purtroppo nei prossimi anni potremo vederne altri. Questi dunque i fatti e le polemiche derivanti dall'episodio di Fara Vicentino di lunedì, e poi c'è tutta la vicenda processuale che riguarda il clan dei Casalesi a Eraclea, 30 anni di reclusione per Luciano Donadio, la richiesta di condanna a conclusione del processo in aula Bunker a Mestre sulle infiltrazioni della Camorra in Veneto orientale. Donadio, hanno detto i PM, per 20 anni ha preteso di essere il padrone del Veneto. L'accusa ha chiesto la stessa pena di Donadio anche per Raffaele Buonanno e Antonio Pacifico, 23 anni e 3 mesi per Luigi Paoli, 20 anni per Antonio Buonanno e 4 anni per l'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre. In totale per i 47 imputati sono stati chiesti 452 anni di carcere. Così dunque ieri
pomeriggio, nel corso della giornata in verità in aula bunker a Mestre. Dovremo riuscire a collegarci fra pochissimo, se non sbaglio, con Federico Fusetti da Casier. Mi dice che è quasi pronto. Casier, dove ci sono stati questi fatti di vandalismo che hanno riguardato la casa delle associazioni, lo stanno raggiungendo anche degli ospiti, ma mi chiede la linea, vedo che è pronto Carlo Inghilleri da Vicenza per fare il punto della qualità dell'aria, che è davvero pessima e che pone il capoluogo berico tra le 15 città più inquinate d'Italia. Buongiorno Carlo. SOS Ambiente, buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza e buongiorno all'assessore all'ambiente di Vicenza, Simona Siotto. L'Agenzia Europea per l'Ambiente ha lanciato l'allarme. Vicenza appare tra le 15 città più inquinate d'Europa. La notizia è eclatante. L'Agenzia Europea per l'Ambiente ha posizionato Vicenza al 362esimo posto su 375. Questo vuol dire che solo 13 città in Europa hanno fatto peggio, 2 sono italiane, una è Padova, l'altra è Cremona. Sì, devo dire che però Vicenza è in una compagnia brutta, perché comunque tutte le altre città della pianura padana, cito ad esempio Verona, sono veramente di pochi punti sopra Vicenza, e questo ci deve anche ricordare la posizione geografica in cui la nostra città e in generale le città della pianura padana si trovano. Certo, ci troviamo in una conca, la pianura padana, che sin dall'antichità è una zona che tende ad accumulare polveri sottili. C'è da dire che Vicenza appunto però è in una posizione brutta in questa classifica, però il lockdown insegna che anche con il blocco delle auto non è migliorata molto la situazione. Abbiamo sempre ragionato sul fatto che bisogna guardare bene quelle che sono le fonti di emissione del PM10 e del PM2.5. Il blocco del traffico veicolare non aiuta, il lockdown ci ha insegnato che in realtà solo poco più del 10% è stato il risultato appunto delle minori emissioni rispetto al blocco del traffico. Oggi anche Legambiente è consapevole che bisogna lavorare sull'agricoltura e sui nostri riscaldamenti. Certo, riscaldamenti e agricoltura sono i due aspetti, i due settori su cui intervenire, perché sono i più responsabili di questa situazione delle polveri sottili. Circa il 30% rispettivamente l'agricoltura, e circa il 30% le nostre fonti di emissione che derivano dai riscaldamenti ovviamente delle case, delle aziende, un po' in generale, ed è su questo che bisogna lavorare. Certo, anche il traffico, soprattutto nelle aree urbane, ma non pensiamo che il blocco del traffico risolva così tanto, ce lo dicono i dati. Bene, io ringrazio l'assessore all'ambiente di Vicenza, Simona Siotto. Direi che da Vicenza per il momento è tutto. Maggiori ragguagli su questa notizia ve li daremo nel telegiornale di questa sera. Restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Carlo Inghilleri per questo aggiornamento da Vicenza. Ve l'ho annunciato poco fa il nostro Federico Fusetti, che con Simone Merlo si trova, se non sbaglio, all'interno della Casa delle Associazioni di Dosson di Casier per raccontarci un atto di vandalismo successo nei giorni scorsi. Buongiorno Federico. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Siamo all'interno delle ex scuole di Via della Pescheria a Dosson di Casier. Qui in effetti qualcosa era già successo qualche settimana fa, ma ieri, nelle ore scorse, proprio veramente si è arrivati al culmine con danni anche pesanti, vandalismi, insomma, verrebbe da dire danni tanto per, cioè non c'è veramente stato nessun motivo. E questa è l'ex scuola in cui ci sono molte associazioni, tutte le associazioni in pratica di volontariato di Casier, che hanno la loro sede qui all'interno, quindi parliamo veramente di decine di aule, ex aule, ora trasformate in sede delle associazioni. Sono con Simone Merlo. Qui c'è un gran buco nella porta che ovviamente è stata presa a calci, e questa è la stanza degli Amici del Cuore, ma situazione simile in molte altre stanze, e quindi insomma un po' anche la rabbia delle associazioni, perché non riescono a capire
perché? Il perché credo sia veramente la domanda che tutti si pongono. Si ipotizza una baby gang, si ipotizza che siano stati dei giovani, adesso i carabinieri stanno visionando le immagini e insomma si cercherà di risalire ai responsabili. Arrabbiato è anche Raimondo Tota, presidente dell'associazione produttori del radicchio rosso di Casier. Cosa avete, di Dosson, che cosa avete voi qui? Una stanza e la vostra associazione? Noi facciamo le classiche riunioni del direttivo che in modo decisionale decide il tipo di manifestazione, come collocarla e come organizzarla, perché è un evento che va oltre il nostro territorio e quindi investe tutto il Veneto. È arrivato qui e cosa ha trovato? Sono arrivato qui e naturalmente gli infissi di entrata, che sono gli unici che permettono di entrare, ovviamente erano tutti rotti e loro sono entrati. Non trovando nulla, perché siamo associazioni che non teniamo tesori o non teniamo contanti o non teniamo valori, non hanno portato nulla. È quello che mi si dice, non hanno portato nulla via, anche su associazioni che potevano avere anche qualche cosa di prezioso come quelli della musica, e quindi è stata una gratuità unica e di cui non c'è giustificazione di nessun tipo, nessuna commiserazione, eccetera. Certamente queste persone hanno bisogno di essere aiutate, questo è vero, ma però devono chiedere aiuto alla luce del sole e non certamente di notte e magari in gruppo per farsi forza. Non è il sistema questo. Rabbia e amarezza. Rabbia e amarezza, soprattutto perché io penso che questi siano persone che sono all'interno della nostra collettività, non vengono dall'esterno, e quindi un appello va ovviamente alle famiglie e ai genitori che controllino meglio i loro figli che va dai 15 secondo me ai 20 anni, perché dopo magari trovano lavoro, trovano altri modi di sfogare le loro cose, ma questi sono abbandonati dalla famiglia laddove magari i genitori sono già pressati da altri tipi di problemi, e io prego che questi genitori facciano lo sforzo, perché se facciamo lo sforzo tutti quanti riusciamo a recuperare la collettività, altrimenti rimane la rabbia che prima o dopo magari sfocia in azioni non tanto simpatiche. Più gravi. Dunque nella sala della musica sono stati distrutti gli amplificatori, quindi la strumentazione. Dalla Caritas sentivo prima responsabile, anche lì rovesciato tutto quello che c'era, comprese cibo eccetera, che in realtà non è stato portato via. Hanno portato via, ci diceva, dei buoni pasto, dei buoni spesa per i poveri, che poi sono stati bloccati, per cui in realtà non possono neanche essere utilizzati, quindi danni tanto per, come si diceva. Chiudo chiedendole, lei prima mi diceva questi ragazzi potremmo aiutarli facendoli lavorare. Sicuramente sì, ma devono venire fuori, non mantenere dentro di loro il disagio, e soprattutto con una frequentazione magari di compagnie che li porta su una strada non corretta, senza impegno. Questi sono ragazzi che hanno bisogno di essere sì aiutati, ma con il sacrificio loro, non che pretendano di essere aiutati per il bene e basta. Grazie a Raimondo Tota, in bocca al lupo per l'associazione Radicchio Rosso di Dosson. Cristian, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie Federico, grazie davvero a te e al tuo ospite e Simone Merlo per la parte tecnica. Un raid vandalico in piena regola, vedremo se e quali saranno le conseguenze per gli autori di questo gesto. Allora, abbiamo diversi collegamenti aperti, forse con Venezia, se non sbaglio, si sta collegando anche Padova. Venezia, la notizia del giorno, questa operazione della Guardia di Finanza, ma per l'appunto Ilaria Marchiori non è ancora pronta con Sandro Ponchio. Facciamo così, parliamo di noi per 2 minuti, perché ieri dalla Corte di Cassazione è arrivata una parola definitiva, una pietra tombale su una vicenda che ci riguarda da vicino, anzi di questa vicenda ne parliamo dopo. Vedo Ilaria Marchiori, vorrei andare subito da lei perché so che ha i minuti contati, ovviamente noi siamo sempre di fretta. Ilaria, raccontaci questa operazione della Guardia di Finanza, buongiorno.
Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Venezia, dove appunto le Fiamme Gialle hanno chiuso 20 esercizi pubblici. Si tratta di bar, gelaterie, ristoranti. Questo perché si è scoperto, dopo le opportune verifiche, che non emettevano gli scontrini e le ricevute fiscali. Ad essere raggiunti dai provvedimenti anche però dei negozi di souvenir, una sospensione dell'attività commerciale che andrà da un minimo di 3 a un massimo di 6 giorni. Dunque un bel colpo per queste attività commerciali. Qui insieme a noi c'è Emiliano Biracu, vicepresidente di Confesercenti Metropolitana, per commentare questa operazione della Guardia di Finanza. Prima di tutto vogliamo ringraziare la Guardia di Finanza, ma tutte le forze dell'ordine, per il lavoro e lo sforzo enorme che stanno facendo per poter garantire la piena legalità per il settore economico veneziano. I controlli sono sempre stati, è giusto che ci siano, ci dispiace sentire tali notizie, auspichiamo che queste notizie non possano strumentalizzare e generalizzare l'intero indotto economico veneziano, perché l'economia veneziana è un'economia sana, che tutti rispettano le regole, tutti cercano di pagare le tasse, anche se veniamo da 2 anni difficili di pandemia, e speriamo tanto che questo messaggio possa servire anche come un messaggio di prevenzione, ma soprattutto per diffondere anche una cultura di legalità, perché le categorie economiche sono sempre state e saranno sempre dalla parte della legalità. Noi abbiamo sempre offerto la nostra piena collaborazione per poter non solo rispettare le regole, ma anche per poter avviare una campagna di informazione non soltanto sul rispetto delle regole, ma anche sull'importanza, sul messaggio che la nostra città rilancia al mondo intero. La legalità non deve essere mai messa in discussione e auspichiamo che si può anche aprire una riflessione sulla riforma del fisco, ma senza giustificare anche tali provvedimenti. Una riforma del fisco che possa semplificare gli scaglioni IRPEF, che possa snellire le burocrazie, ma anche un fisco più vicino alle imprese, agli imprenditori. Ecco, anche grazie di questo messaggio che il governo e la politica dovrebbe ascoltare. Tra l'altro i Baschi Verdi, lo ricordiamo, hanno eseguito negli ultimi mesi in tutta la provincia oltre 2000 ispezioni, rilevando una media di irregolarità superiori al 50%. Ma non è tutto, perché ci sono numeri anche per quanto riguarda i controlli del Nucleo Ispettorato dei Carabinieri del Lavoro di Venezia, che hanno controllato 10 esercizi pubblici, un'autofficina, 2 ristoranti, e trovato 25 lavoratori non in regola, di cui 3 in nero, e quindi è scattata la sospensione delle attività. Complessivamente hanno emesso poi sanzioni per oltre 120.000 euro. Io ringrazio il nostro ospite Emiliano Biracu e qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio per tutti questi aggiornamenti di cronaca che arrivano nella giornata mondiale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. È una giornata importante, precede di qualche giorno il 1° maggio. Oggi in tutto il Veneto sono in corso delle conferenze stampa anche da parte dei sindacati, ma vedo la nostra Valentina Visentina con Federico Cibotto per la parte tecnica, collegata da Padova con il segretario del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella. A te la linea, Valentina, continuiamo a parlare di sicurezza sul lavoro. Esattamente Cristian, buongiorno da Padova, ci troviamo all'interno della sede regionale del Partito Democratico in vista del 1° maggio, la festa dei lavoratori. Il Partito Democratico regionale lancia la sua campagna per la sicurezza sul lavoro, sul posto di lavoro in Veneto. Qui con me c'è il segretario regionale Andrea Martella. Quali sono i punti sostanziali di questa vostra campagna? Al volo li anticipiamo? Sì, innanzitutto oggi è anche la giornata mondiale della sicurezza sul lavoro e quindi, come lei ha giustamente detto, in vista del 1° maggio, la festa nazionale del lavoro e dei lavoratori, abbiamo voluto presentare questa nostra campagna per un Veneto in cui il lavoro sia più sicuro. È una campagna, dopo quella sulla sanità e dopo quella sulla siccità, e cioè quella relativa alla salute delle persone e a quelle della terra,
che vogliamo lanciare perché la sicurezza sul lavoro diventi un punto centrale del lavoro, delle istituzioni, delle imprese, delle organizzazioni sindacali. C'è molto da fare perché a livello nazionale il piano che era stato avviato di assunzione di molti ispettori per i controlli è stato bloccato dal governo Meloni e perché gli organici SPISAL della Regione Veneto sono da moltissimo tempo sottodimensionati e quindi non in grado di fare i controlli necessari. Invece è utile avere maggiore prevenzione, più controlli, una formazione adeguata e fare in modo che il lavoro sia meno precario e per questo più sicuro. È una grande emergenza nazionale, è un'emergenza anche per il Veneto e noi vogliamo fare un fronte comune con le imprese e con i sindacati perché questa diventi davvero una priorità. Allora ringraziamo il segretario del Partito Democratico Andrea Martella, lo lasciamo andare perché fra poco inizierà la conferenza stampa che noi seguiremo. Ulteriori dettagli su questa campagna del Partito Democratico Veneto nei nostri servizi, vuole aggiungere qualcosa? No, volevo far vedere questo, le chiedo scusa, volevo far vedere questo materiale che è quello che diffonderemo in tutto il Veneto e con il quale ci confronteremo. Si tratta di un decalogo di proposte molto precise, molto concrete che fanno riferimento alla legislazione nazionale e a quella regionale. Ma qui non c'è solo un problema di attuare le misure legislative, c'è un problema di metterci le risorse economiche e di controllare che vengano realizzate. E allora nei prossimi servizi serali ovviamente vi spiegheremo meglio tutte le 10 proposte del Partito Democratico. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin con Federico Cibotto, grazie anche ad Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Vi dicevo, oggi ci sono diverse iniziative per la sicurezza sul lavoro, ci sono anche dei dati appunto interessanti e allo stesso tempo drammatici. I dati veneti dei primi 2 mesi del 2023 infatti non sono affatto buoni. Per quanto riguarda gli incidenti mortali risultano in controtendenza rispetto all'andamento nazionale. Si registrano infatti nel periodo gennaio-febbraio già 12 vittime con un aumento del 33% rispetto agli stessi mesi dello scorso anno. A livello italiano invece c'è una riduzione del 12%. C'è quindi un dato in controtendenza nella nostra regione, questo va sottolineato in una giornata come questa. Avete sentito la proposta del Partito Democratico regionale, nel corso della giornata ci saranno altre iniziative, alle 13 per esempio i sindacati trevigiani hanno indetto una conferenza stampa, domani ci sarà un corteo nel pomeriggio a Montebelluna per ricordare il giovane Mattia Battistetti, ce ne siamo occupati più volte nel corso dei nostri telegiornali anche in questa prima edizione, perché i genitori hanno deciso di ricordare con un corteo questo loro figlio morto a 23 anni, era il 29 aprile di 2 anni fa. C'è un processo in corso, mercoledì ci sarà una nuova udienza, resta appunto il ricordo, resta anche lo sdegno, la rabbia per le tante troppe morti sul lavoro. Quindi domani pomeriggio a partire dalle 17 a Montebelluna questo corteo tra il centro della città e via Magellano, che è la via dove c'era il cantiere in cui Mattia Battistetti è morto. Io vi do anche questo aggiornamento di politica perché è giusto darvelo. Oggi tutti i giornali nazionali aprono con la bocciatura del DEF, questo è il Gazzettino.it, il documento di economia e finanza. È stata una figuraccia per la maggioranza, la stessa Premier Meloni ha parlato di una brutta figura, è la prima volta che succede un tonfo del genere, ma in qualche modo oggi si è riparato, c'è l'ok dell'Aula alla risoluzione sullo scostamento di bilancio che di fatto permetterà al governo lunedì di fare quello che ha annunciato nei giorni scorsi, ovvero un taglio al cuneo fiscale di 3,4
miliardi di euro. Come sapete è una mossa che è stata annunciata lunedì, ci sarà questo Consiglio dei Ministri, ovviamente nel giorno dedicato ai lavoratori. Vi dicevo prima, mi sono interrotto e mi scuso, ma ritorniamo perché ovviamente per noi è una notizia importante, importantissima. La Corte di Cassazione ha messo una pietra tombale, infatti, annullando definitivamente l'interdizione dall'attività di editoria di Giovanni Yannakopoulos. Il ricorso della Procura di Vicenza sul caso Bramezza è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta della Procura Berica, che aveva impugnato il provvedimento del Tribunale del Riesame che aveva totalmente annullato l'interdizione dall'attività di editoria di Giovanni Yannakopoulos. La Corte si è espressa confermando nel più alto grado di giudizio quanto decretato dal collegio giudicante della sezione del Riesame ad appena un mese dall'interdizione emessa dalla Procura, ovvero che non emerge in alcun modo una qualche forma di minaccia né diretta né indiretta nei confronti del DG dell'U7 Carlo Bramezza per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio o a omettere o ritardare atti. Questo si leggeva nelle motivazioni della revoca della misura interdittiva da parte del Riesame, che smontava una a una le accuse nei confronti degli ingegner Yannakopoulos. Una posizione molto chiara anche sui servizi televisivi, che per il collegio del Riesame non avevano carattere diffamatorio e anzi erano basati su di un innegabile interesse pubblico. Lo stesso interesse pubblico del quale non è priva la situazione personale di sovraindebitamento del direttore generale Bramezza, maturata in precedenti attività lavorative. Una decisione, quella della Suprema Corte, accolta con soddisfazione dall'avvocato Maurizio Paniz, legale di Giovanni Yannakopoulos. Sono molto soddisfatto che la Cassazione ieri abbia dichiarato inammissibile il ricorso della Procura del Tribunale di Vicenza verso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Venezia, che aveva a sua volta cassato la decisione del GIP di Vicenza che bloccava l'esercizio dell'attività di editoria in capo all'ingegnere Yannakopoulos e quindi ad Antena 3 e a Rete Veneta. È stata una, come si dice, battaglia giudiziaria complessa, articolata, nella quale una volta di più ha trionfato il rispetto del diritto di informazione, del diritto di cronaca, del diritto di dare ai cittadini le giuste informazioni anche nei confronti di coloro che gestiscono posti importanti, che hanno un ruolo di apparente potenza, che sembrano intoccabili. Nel caso specifico Antena 3 e Rete Veneta hanno fatto il loro dovere, hanno dato le informazioni corrette e fa piacere che la Cassazione abbia confermato questo tipo di principio. Un provvedimento che conferma ancora una volta l'importanza della libertà di stampa, il diritto all'informazione e di critica giornalistica. A maggior ragione quando l'oggetto dei servizi è un argomento fondamentale per i cittadini, come la sanità. Non a caso il Riesame aveva infatti citato anche la Corte europea dei diritti dell'uomo. La Cassazione pone quindi una pietra tombale sul provvedimento cautelare, garantendo il rispetto dei valori della professione e nell'ottica dell'interesse dei cittadini da parte della redazione giornalistica, cosa che continueremo a fare oggi, domani e sempre. Infatti noi continuiamo con la cronaca che ci riporta nel Vicentino a Thiene per una rissa tra giovanissimi alla stazione degli autobus, tutto immortalato, come ormai spesso accade, da un cellulare. Pugni in volto, spinte, violenti calci e come ring la stazione degli autobus di Thiene. Una rissa in pieno giorno tra giovanissimi, tutta ripresa con uno smartphone. Era primo pomeriggio, infatti, quando una decina di ragazzi, probabilmente studenti, hanno dato il via ad attimi di violenza sotto gli occhi di altri giovani coetanei e di un autista SVT che ha cercato di intervenire per sedare gli scontri. Non risultano ad oggi presentate denunce. È inaccettabile quanto visto nel filmato e che ora è al vaglio delle forze dell'ordine al fine di garantire sempre la sicurezza del nostro territorio. Sicurezza Thiene presto intensificata anche grazie a un nuovo distaccamento della polizia locale. Confido che non assisteremo più a situazioni di questo genere con
il nuovo distaccamento urbano della polizia locale che avrà sede nell'edificio centrale della stazione delle autocorriere, in un'area sensibile vicina alla cittadella degli studi, al parco e al parcheggio del Bosco, nonché al centro storico e al parco di Villa Fabris. Vi do un aggiornamento di poco fa. I comuni di Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Silea e Villorba hanno approvato in queste ore una nuova ordinanza congiunta per la limitazione dell'acqua potabile e da pozzo artesiano. Se ne sta occupando la nostra Francesca Bozza. Vi daremo maggiori dettagli ovviamente nel corso di questa edizione e del telegiornale. L'ordinanza prevede che in tutti i territori comunali si debba impiegare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto solo per gli usi alimentari e igienico-sanitari e vieta l'impiego di acqua potabile anche proveniente da pozzi domestici per il lavaggio di cortili e piazzali, di veicoli a motore, per il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili e per l'irrigazione di prati e giardini privati. Quindi il 28 di aprile c'è già una stretta importante sull'uso dell'acqua da parte di questi 6 comuni, quindi lo ripeto: Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Silea e Villorba. E noi ritorniamo alla giornata di ieri, che vi abbiamo in parte raccontato anche in diretta a Valbrenta, per la precisione a Cismona, dove è stato Bomba Day. Ci siamo, mi pare, no? Sì. Ok, questo è il punto di non ritorno. Fa così e gira. Ora non fa più paura la granata della prima guerra mondiale, ribattezzata Stella Cometa, scoperta a febbraio durante i lavori di scavo per la fognatura in via Roma a Cismon del Grappa. Ci sono volute 7 lunghe ore di lavoro per despolettare l'ordigno bellico, 7 ore durante le quali la vecchia bomba ha tenuto con il fiato sospeso il paese della Valbrenta. All'opera i militari dell'8° reggimento, Genio Guastatori, paracadutisti Folgore di Legnago. Si tratta di una granata d'artiglieria del primo conflitto mondiale, fabbricazione italiana, 305 mm, che ha un contenuto di circa 35 kg di esplosivo. Le operazioni stanno procedendo regolarmente, siamo nella fase di neutralizzazione, ovvero di separazione dell'esplosivo da quella che è l'organo sensibile, ovvero la spoletta, che in questo caso particolare era armata e non in sicurezza. Per tale motivo le operazioni sono state condotte sul posto e non è stato possibile movimentare l'ordigno. Attivato all'ex municipio di Vastagna il centro di coordinamento soccorsi, presieduto dal prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo. Il Bomba Day è iniziato alle 7 con le operazioni di evacuazione delle 300 persone residenti dentro l'area rossa. È una macchina abbastanza imponente perché vengono impiegate oggi tante risorse, non solo i militari del reggimento Guastatori che sono direttamente impegnati nelle operazioni di disinnesco, ma soprattutto tutta la macchina di protezione civile, perché come ha detto l'obiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza le aree interessate. Bloccata la Valsugana, ferma la circolazione ferroviaria, il via libera alla riapertura è stato dato alle 15:30 dopo che Stella Cometa è stata svuotata e la spoletta fatta brillare. Tutto è avvenuto sul posto all'interno delle strutture predisposte dai militari dell'esercito. Non si è reso necessario il trasporto della granata fino alla cava di via Cavico a Rossano Veneto. E così Cismon del Grappa può dire definitivamente addio a Stella Cometa. Questo è il Bomba Day che si è vissuto di fatto ieri a Cismon del Grappa. Quindi avete visto una giornata particolarmente complessa che vi ha raccontato la nostra Monica Smiderle. Allora, prima di dare il benvenuto al mio nuovo ospite che sta entrando, e vi consiglio di rimanere, occupiamoci di strafalcioni, quelli che sono stati commessi di fatto dal Ministero del Turismo con la campagna Open to Meraviglia. Questo è successo, allora se non sbaglio questo è il servizio di Vicenza o di Belluno?
Vicenza, quindi sono stati commessi errori un po' in tutta Italia. Per esempio il lago di Misurina è diventato lago di Misurata, e partirei proprio da questo. Misurina diventa Misurata, delle 3 cime di Lavaredo ne rimane una sola e la cinquecentesca chiesetta di Santa Caterina si trasforma in Santa Cristina. Sono perle apparse nella campagna promozionale Open to Meraviglia promossa dal Ministero del Turismo alla voce Cosa vedere in Veneto, nella pagina dell'apposito sito Veneto/guida storia curiosità. A scovare gli errori davvero marchiani del Ministero è stato Marco Perale. Divertito come cittadino, abbastanza arrabbiato come amministratore pubblico. Non c'è un motivo per cui un'operazione del genere, col costo che è stato preventivato, sia stata realizzata, sia pure in questa fase sperimentale, in un livello qualitativo così grossolano. Errare umano est, ma chi ha sbagliato non si è fatto purtroppo problemi nemmeno nel perseverare, tanto da sollecitare in Senato un'interrogazione parlamentare da parte del vicentino Pierantonio Zanettin, la cui provincia è bersagliata di errori quasi quanto quella di Belluno. La traduzione automatica di Google o dell'intelligenza artificiale può fare tutti gli errori che vogliamo se nessun umano consapevole li controlla. Ma qualcuno che ha scritto Misurata, nota località delle antiche colonie italiane della Tripolitania, rispetto a Misurina, richiede solo una totale incompetenza da parte di chi lo ha scritto e non ha riguardato il testo. Dal canto suo, la Armando Testa, cui è affidata la realizzazione della campagna, si difende sorridendo con pagine di giornali intitolate Open to Grazie, in cui, oltre allo smentire i 9 milioni di euro attribuiti come cifra dell'incarico, si spiega come i refusi fossero contenuti in un video illustrativo del progetto, fatto con materiale d'archivio, ben lungi dall'essere lo spot ufficiale della campagna stessa. Oggi hanno pubblicato un paginone sul Corriere, e era il minimo che potessero fare, ma tentano di salvare il salvabile per il loro cliente. Sono dei dilettanti veramente grossolani. Diciamo che in questo caso l'intelligenza artificiale o chi per essa non ha aiutato. Vi do quest'altra agenzia dall'ANSA.it, PIL, l'Istat nel primo trimestre cresce dello 0,5%, la variazione acquisita per il 2023 è al più 0,8%. Una notizia che viene commentata anche dal Ministro all'Economia Giancarlo Giorgetti, che di fatto dice questi sono fatti e non illazioni. Poi, se vogliamo rimanere sulle notizie di giornata, Kiev sale il numero dei civili uccisi nell'attacco di Uman, sarebbero appunto 14, e questo ce lo dice sempre l'ANSA.it. Allora, noi facciamo così, qualche istante di pubblicità, poi entra un ospite molto gradito e molto dolce. A fra poco. Di nuovo in diretta, ben trovati qui su Antenna 3, continua il nostro racconto di questo venerdì 28 aprile. Insomma, avete visto, la cronaca è tanta come sempre, mi verrebbe da dire, ma insomma oggi è anche la giornata mondiale della ristorazione. I vertici veneti si sono riuniti a Padova, ma qui con me, lo vedete, insomma, abbiamo già spoilerato, c'è Massimo Albanese, che è uno dei maestri pasticceri italiani, non faccio solo. parte dell'Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani. Sì. Esatto, che è proprio un'associazione che riunisce la crème della crème. Esattamente. Utilizziamo questo termine. Vedete anche il suo, come si chiama in gergo? La TOC. La TOC. Che quindi è il simbolo della sua eccellenza. Esattamente. Ecco, perché vi posso già anticipare cosa farà e dove andrà Massimo Albanese nei prossimi giorni. Andrà in Giappone. In Giappone. Perché in Giappone? Allora, c'è una manifestazione che viene organizzata da Isetan Mitsukoshi, che è un grande centro commerciale, se vogliamo rapportarlo ad Harrods, i magazzini Lafayette, insomma questi centri commerciali di alto livello, che organizza un paio di volte all'anno questi eventi che sono legati alla eccellenza della gastronomia italiana. E in questo caso sono arrivati a Max per il tiramisù.
e quindi sono stato invitato a produrre e preparare i tiramisù presso di loro, nel loro... Quindi lei preparerà il tiramisù in Giappone, ai giapponesi. Esattamente. E rappresenterà non solo la marca trevigiana ma anche l'Italia. Esattamente. È una bella soddisfazione. È una gran bella soddisfazione. Allora, ne parliamo, ovviamente ne parleremo nei prossimi minuti con più calma perché ce lo deve spiegare bene, e poi dobbiamo entrare anche nel dettaglio della ricetta, se ci può dare qualche dettaglio. Fra un po' arriverà anche la moglie Lorella, che non sta nella pelle perché la vedo particolarmente orgogliosa di suo marito, ma insomma adesso ci raggiunge. E vedo anche collegato, se non sbaglio, l'ho visto, rimaniamo in tema, il nostro Lucio Zanato da Piazza dei Signori, perché oggi è la giornata della ristorazione, ma come sapete uno dei problemi della ristorazione è la carenza di manodopera, e quindi c'è chi pensa di ricorrere anche ai robot. È giusto, Lucio? Buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, buongiorno anche al tuo ospite. Anche qui in Piazza dei Signori facciamo il tiramisù, ma ne parliamo dopo. Intanto parliamo di questi robot che il nostro Luca Martone ha deciso di prendere perché non ha più camerieri di fatto. Cosa è successo? I camerieri ci sono, lo zoccolo duro per fortuna ancora regge, però nuove leve non se ne trovano, è un problema che abbiamo da 2 anni, penso tutta Italia, leggo anche sui giornali, mancano centinaia di migliaia di persone per i servizi dei locali, e allora? Adesso la tecnologia sembra esserci un po' venuta incontro, andando un po' a snellire quello che è il lavoro del personale di servizio. Cioè che questa tecnologia cos'è? Un robot? Sì, è un robot che farebbe la figura un po' del runner, quello che porta i piatti o le bibite, hai capito? E li scarica su dei punti predefiniti all'interno del plateatico, dove il cameriere umano, il cui lavoro sarà più concentrato sulla fase di accoglienza del cliente, di bisogni del cliente, andrà a scaricarli senza entrare più in locale. Ma come ce lo dobbiamo immaginare? Come quello di Star Wars che fa del C1P8, oppure è più, diciamo così, tecnico, tecnologico? No, sono delle cose tecniche fatte ai ripiani con dei vassoi. Quindi praticamente è un vassoio che corre di qua e di là? Più o meno sì. Ecco, e l'utilità è quella di non far correre avanti e dietro i camerieri? Esatto, lasciare più spazio a quello che è il lavoro di accoglienza e di interazione col cliente. Senta, ma dal punto di vista suo, cos'è che allontana i giovani e in genere chi magari potrebbe venire a fare i camerieri? Perché anche personale straniero si fa fatica a trovare. Non si trova nessuno ormai. C'è la necessità sempre maggiore di avere molti spazi per se stessi, tempo libero, specie nelle giornate festive in cui notoriamente i locali lavorano. Allora ha ragione chi dice che non c'è più nessuno che voglia di far fatica? Ma non è proprio così, però c'è una maggior richiesta proprio di tempo libero. Anche tanta gente che chiede, che manda il curriculum, è disponibile per magari 10 ore a settimana o cose del genere, capito? Ma non è che in realtà sia faticoso, poi adesso con Runner dovrebbe diventare anche piacevole, perché poi è discutere con i clienti, di fatto, cioè parlarci, tenere un po' di compagnia addirittura. Però adesso, fotografia di adesso è un lavoro faticoso. Ecco, senta, però dietro ci deve essere la passione, perché se uno non ha passione per questo mestiere... Quella non può mai mancare. Ecco, la sua passione è nata da quando? La mia passione è nata nel 2000, negli anni 2000, io lavoravo in una pizzeria, dopo c'è stata l'opportunità di arrivare qua in piazza e da lì pian piano... È stato un amore sulla Piazza dei Signori? Sì, a prima vista. Ma hai più amore per Piazza dei Signori oppure per il tiramisù? Perché adesso vi tiro dentro sul discorso del tiramisù, perché anche qui in Piazza dei Signori fate il tiramisù. Come lo fate voi il tiramisù qua? Buono. Beh, questo è ovvio, ovviamente, ma qualche particolarità del vostro tiramisù? Non si può spiegare in TV. Ah, quindi è un segreto, questo vale anche per lo studio, immagino. L'ultima cosa invece, Christian, se poi hai delle domande ovviamente, qui un ritop che riguarda i camerieri, penso anche tecnologici, ma forse ancora un po' presto, è quello della corsa ai camerieri. Alle 11 il 1° maggio, anche se pioverà a dirotto, quindi c'è gente che si prenderà con le pinne e mascherine ed occhiali, ci sarà la corsa dei camerieri, è la 20ª edizione, l'architetto Beppe Fantin la sta già preparando, e come sempre ci sarà questa sfida che parte, pensa, addirittura dagli anni 50. E il nostro Luca Martone dice: piova o non piova, si fa. Cristian, a te la linea.
Lucio, grazie davvero a te e al tuo ospite. Insomma, questa è una prospettiva. Robot camerieri, perché? Perché si deve far fronte a questa emergenza. È emergenza, è un problema strutturale. Ebbene, ne hanno parlato anche a Padova i vertici delle categorie e noi vi mostriamo questo servizio. La nostra ristorazione sta soffrendo in questo momento per la mancanza di personale e quindi quasi oggi che vogliamo lanciare un messaggio, quanto è importante per i giovani riuscire a capire l'importanza del lavorare all'interno del comparto, chiamiamolo nostro, dei pubblici esercizi, perché prima di tutto sì, è un lavoro di sofferenza, però è un lavoro che ti dà 1000 opportunità. Perché quanti nostri che adesso sono grandi proprietari, grandi titolari di ristorazione sono partiti ovviamente dalle situazioni più basse, da lavorare come camerieri. L'ultimo caso del ristoratore di Jesolo che ha chiuso un locale a Treviso dopo appena un mese dall'apertura perché faceva fatica a trovare dipendenti è solo l'ultimo esempio concreto del grande problema che affligge il settore della ristorazione in tutto il Veneto. Un settore di eccellenza che vanta una gastronomia di tutto rispetto e una fama a livello nazionale, ma che non attrae forza lavoro. I vertici di FIP e Ascom, riuniti a Padova per la giornata dedicata alla categoria, riflettono sulle cause, dalla pandemia che ha fatto migrare dipendenti verso lavori non stagionali e meno precari, agli orari fino agli stipendi. Dobbiamo ridare una grande dignità a questi lavoratori, perché chi lavora all'interno della nostra ristorazione, io dico sempre, è il nostro ambasciatore del turismo, perché ovviamente la prima persona che quando vai a mangiare chiedi le informazioni, ti danno il consiglio su cosa mangiare, quindi veramente ti dà grandi soddisfazioni. Sto sentendo molto in giro che ovviamente il nostro comparto è retribuito basso. Questo non è vero, può esserci qualche pecora nera come c'è in tutte le, chiamiamole, le categorie, ma devo dire che nella stragrande maggioranza chi si impegna e chi fa bene il suo lavoro ovviamente all'interno dei nostri ristoranti e dei nostri pubblici esercizi viene pagato adeguatamente. La spinta va data alla formazione delle nuove leve rendendo l'impiego della ristorazione maggiormente attrattivo, una forza lavoro che visto il problema della denatalità va ricercata anche nel personale straniero. E la mancanza di risorse umane è un tema che ci sta mettendo veramente a dura prova e qualcuno anche sta pensando di ridurre l'orario di lavoro per poter colmare appunto questa mancanza. Noi dobbiamo assolutamente spingere anche la politica a fare dei ragionamenti completamente diversi. Oggi i tempi sono cambiati, la denatalità è qualcosa di concreto, c'è e non ci ha fatto niente per svilupparla e quindi dobbiamo attrezzarci perché sennò i prossimi anni avremo una carenza di forza lavoro che sarà impressionante. Questo è il tema, lo stiamo affrontando in tutti i suoi aspetti e approfitto del fatto che qui c'è Massimo Albanese che poi ci racconterà nel dettaglio la sua storia, questo viaggio in Giappone per farsi ambasciatore della Tiramisù. Però appunto Albanese è anche presidente di categoria all'interno della Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. È così drammatica la situazione sul fronte della manodopera? Allora, è chiaro che è una situazione abbastanza complessa dettata dal post-Covid. Chiaramente quel periodo ha immesso nelle persone il desiderio di dedicare più tempo alle famiglie e di conseguenza molto spesso capita che gli operatori del nostro settore chiedano di non operare più i fine settimana, che chiedano di avere più tempo libero. Il nostro lavoro comporta invece delle richieste all'opposto, perché chiaramente nei fine settimana noi lavoriamo di più degli altri giorni. E nei festivi. E nei festivi ugualmente. Di conseguenza c'è un attrito fra queste due necessità e c'è questa difficoltà a poter avere del personale qualificato che sia disponibile nei momenti di necessità. È vero che noi in questo periodo stiamo ricevendo diversi curriculum, quindi proposte di persone che vogliono venire a lavorare presso la nostra azienda. Fra queste è vero che non ci sono moltissimi qualificati, perché anche qui c'è la necessità, noi abbiamo la necessità di avere persone che sappiano stare
al contatto con il pubblico, che sappiano gestire determinate necessità e quindi la scrematura è... E che abbiano fatto determinati percorsi scolastici o di formazione. Certo, sì. Questa è un'esigenza per far sì che il nostro cliente si senta più accolto, si senta coccolato, perché le persone che vengono in pasticceria vengono per un sorriso, vengono per gratificarsi, vengono per stare un momento in pace e in un momento di felicità, ovviamente. E ci ha raggiunto, la saluto, Lorella Zizzari, che è la moglie molto orgogliosa per questo viaggio in Giappone di Massimo Albanese, e lei di fatto, anche lei non è pasticcera, ma lo aiuta in pasticceria, quindi immagino... Esatto, quindi ecco, quindi il suo osservatorio per certi versi è privilegiato nel vedere queste dinamiche. Sì. Lei come si spiega questo fenomeno dell'assenza di manodopera? Allora, secondo me manca appunto quella polverina magica che è dell'attrazione dell'azienda. Ecco, io ho notato in questo ultimo periodo, anche perché poi seguo io il discorso del personale, tantissime mail, tante persone che si candidano. Però è anche giusto dire che ci sono alcuni che vogliono lavorare ma non hanno mai avuto esperienza in questo settore. È vero che bisogna avere quelle qualifiche che vengono date da istituto, da il percorso che ognuno fa, ma è anche vero che le persone devono avere proprio innate delle caratteristiche che sono basate sulla gentilezza, sull'ascolto, sull'accoglienza. Ecco, per noi questo è fondamentale. Le competenze trasversali, le soft skill vengono chiamate. Poi ci deve essere quella curiosità che una persona si mette in un'azienda, quindi quella curiosità a capire il dolce, come è fatto, anche perché poi c'è tutto. Lui è il maestro, quindi lui è lì con tutti i pentoloni, con tutte queste cose qui, però poi chi sta dalla parte della vendita deve trasmettere tutto quello che lui ha fatto prima. Deve valorizzare il suo lavoro. Esatto, questo è importante. Ecco, quindi noi, il nostro personale ci piace motivato, ci piace sorridente, ecco, la calma la lasciamo fuori. Ecco, chi entra in pasticceria, come ha detto prima Max, entra per due motivi, a mio avviso. Uno è quello che vuole festeggiare, vuole condividere un momento di felicità, e quindi cosa fa? Il dolce. Uno è giù, ha avuto una giornata storta, come si risolleva con il tiramisù, ma anche con un buon dolce, quindi entra in pasticceria. Quindi la musica, il personale che non si è esagitato, per noi sono delle cose molto importanti. Deve essere un'esperienza, diciamo così, a 360 gradi, dove deve rimanere qua, nulla in pancia. È lasciato al caso. Poi sicuramente lo avrete intuito a casa, Lorella è una del mestiere, perché insomma sentite dalla voce, voce di RTL 102.5 in passato, collega telegiornalista, Telecapri, insomma, una delle emittenti storiche. Sì, diciamo che io adoro leggere, ho anche un canale, insomma, mi piace tutto quello che è voce, microfoni. Poi la dolcezza l'ha portata a Treviso. Esatto, perché Christian, io ho conosciuto Max proprio con un'intervista radiofonica. Noi ci siamo conosciuti proprio così. Il nostro è stato un incontro proprio a microfoni, proprio radiofonico. In che anno? Non tantissimi anni fa, perché noi non ci conosciamo ma 4 anni fa. 4 anni fa io appunto conducevo un programma la domenica, e allora volevo aprire uno spazio dedicato proprio alla pasticceria, e non mi sono accontentata di andare al pasticcere dietro l'angolo, e così poi lì ho iniziato una mail ad Ampi, al top. E allora l'AMPI, che è l'associazione Accademia Maestri Pasticceri Italiani, perché appunto ci sono una 60ina e non oltre, insomma, di persone che ne fanno parte. Max è uno di questi, e quindi quindi è nato così il nostro amore, ecco. È nato l'insegna della dolcezza, sostanzialmente. Che non riuscivo a dire Max mi su,
perché quando appunto mi voleva parlare, perché Max fa da tanti anni il tiramisù anche per chi è intollerante, diciamo anche questo, e io non riuscivo, era quel Max Misù, veniva fuori di tutto. Max Misù. Max Misù, Esatto. bravissimo, tu ci sei riuscito, vedi, a prima... Non so, ma non ci ritento. Allora, e veniamo al viaggio che attende Max nei prossimi giorni in Giappone. Com'è nato il tutto? Da chi è stato contattato? Allora, è nato grazie a un buyer che gira per l'Italia alla ricerca delle eccellenze italiane e cercava la qualità del tiramisù proprio per proporlo in questa grande struttura giapponese e chiaramente aveva fatto della ricerca, ha visto che a Treviso il nostro tiramisù era molto quotato. Poi successivamente è arrivato anche il concorso del Tiramisù Day che io ho vinto nel 2021 e quindi questa cosa si è ulteriormente rafforzata. E quindi chiaramente liberi tutti dopo il Covid, perché questa cosa era nata prima ancora dell'arrivo del Covid, tant'è vero che dovevamo partire ad aprile 2020 e purtroppo a marzo 2020 hanno chiuso le frontiere per tutti, quindi non si è più potuto fare questa cosa. Oggi finalmente si arriva al coronamento di questo incontro e c'è una bella prospettiva, insomma. Isetan ha preparato un laboratorio dedicato proprio per la produzione, apposta per noi, per la produzione del tiramisù e avremo l'opportunità di incontrare un sacco di persone che frequentano questo grande centro commerciale. Ecco, qua c'è anche l'annuncio, lo possiamo vedere. Questo è quello che avete predisposto voi, ma adesso recupero anche l'annuncio in giapponese, che è molto interessante da vedere. Soltanto un attimo, perché per mostrarvi proprio l'internazionalità di Max e di come insomma si possono fare passi importanti. Sì. Se posso? Sì. Ecco, io sono presente in Via Canova ogni fine settimana e veramente lo dico con gratitudine, il fatto di vedere persone che arrivano da ogni dove, dalla Liguria, dall'Emilia Romagna, dal Friuli Venezia Giulia, insomma Lombardia, da ogni parte veramente, che arrivano esordendo proprio questo. Vogliamo assaggiare il tiramisù di Max e vedere tutte quelle coppette in monoporzione, perché il tiramisù lo serviamo appunto monoporzione, che arrivano praticamente spazzolate e chiedendo il feedback le persone sono estasiate. Cioè, quello è il miglior feedback esatto, in assoluto. Esatto. Ecco, questo è il sito giapponese di questa grande iniziativa dedicata all'eccellenza italiana, e qua appunto c'è la biografia di Max, ovviamente in inglese e in giapponese, dove appunto si parla del locale, si parla di Treviso. È anche una vetrina per Treviso questa. Sicuramente noi andiamo per difendere e diffondere il tiramisù, che nasce a Treviso ed è un'eccellenza trevigiana, del Veneto e dell'Italia, perché è il dolce più conosciuto al mondo e il dolce più amato al mondo. E qual è il segreto del suo tiramisù? Bisogna assaggiarlo. Insomma, poi sono le 13:05, è l'ora giusta. Diciamo che il segreto del mio tiramisù è l'equilibrio. Io punto molto su questo aspetto in tutta la pasticceria in generale, che produco ovviamente, ed è proprio legato all'equilibrio fra gli elementi. Noi siamo come dei direttori d'orchestra, anzi come dei compositori, abbiamo pochi elementi a disposizione. Il compositore ha 7 note, noi ne abbiamo qualcuna in più, ma con quelle note che sono date dagli alimenti di base possiamo costruire un pentagramma e una musica infinita, ma bisogna saper dosare gli ingredienti proprio per riuscire ad avere un equilibrio fra i... Quindi più che di ingredienti è una questione di dosaggio. Sì, perché poi
in particolar modo e in specifico per il tiramisù è costituito da 6 ingredienti, il tradizionale, sono 6 ingredienti e quelli devono essere tuorle d'uovo, zucchero, savoiardi, caffè, mascarpone e cacao. Questi sono i 6 elementi che compongono il tiramisù tradizionale. Poi ci sono tutte le varianti che vengono definite tiramisù al lampone, al pistacchio e quant'altro. In realtà io non li considero dei tiramisù perché non sono dei dolci, buonissimi dolci al mascarpone. Sì. Anche se a Isetan farai da anche Isetan altre... faremo anche delle varianti, perché in Giappone ovviamente hanno richiesto di fare anche delle varianti. Io le considero delle varianti dei dolci a base di mascarpone, però per loro è il tiramisù variante, ecco. Ma la cosa fondamentale è che si rispettino, per quanto riguarda la nomenclatura del tiramisù tradizionale, i 6 ingredienti che lo compongono. E a proposito di fantasia, questa che mi ha girato Lorella è l'immagine del vostro tiramisù salato, ovvero è una versione dedicata ai buffet, dedicata alle possibilità di fare una pausa salata, uno snack, ed è appunto una stratificazione sempre fatta con un pan di Spagna salato, in questo caso, una crema al mascarpone fatta strutturata come quella del tiramisù, ma in questo caso non è dolce ma è leggermente salata, e comunque c'è la presenza del caffè, per cui è proprio il tiramisù che ha una veste più da aperitivo, ecco. Ok, quindi può essere preso con un prosecco prima dei pasti sostanzialmente. Certamente, sì. E funziona? Funziona, sì, funziona, è una chicca, una curiosità. Ovviamente non ha il consumo del tiramisù tradizionale, perché quello piano piano si farà strada. però insomma... Devo essere sincero, non l'avevo mai sentita questa del tiramisù. Ti tocca solo una cosa, devi passare da noi a assaggiare. A questo punto mi sa, sì, mi oltre sa di sì. l'invito ovviamente rivolto a tutti, ti aspettiamo. Oggi tra l'altro la festeggeranno. Sì, ci sarà arriverà il sindaco. Un saluto e un evento insomma in negozio in via Canova, proprio perché ci prepariamo alla partenza e portiamo la trevigianità. E quando si parte? Lunedì mattina partite? Sì, prestissimo. Che scali? Ci racconti un po' il viaggio, Lorella? Sì, allora noi partiamo quindi da Venezia. Venezia è per arrivare a Francoforte, quindi partiamo alle 5:40 e poi dopo ci sarà questo bel lungo volo sino a Tokyo. E arriverete insomma quanto tempo, quante ore di viaggio più o meno? Sono 14 ore se non ricordo male. Sì, e Max si porterà qualche strumento del mestiere o trova tutto là? Devo dire che hanno saputo organizzare molto bene, grazie alle indicazioni che ho fornito all'inizio di questa cosa, che tutto è partito appunto ancora in autunno scorso, con i primi incontri, dove poi mi hanno chiesto la scaletta delle attrezzature, i ricettari, insomma, perché dovevano chiaramente procurare tutto il materiale, e sono riusciti a organizzare bene, a predisporre tutte le attrezzature necessarie. Io dovrò portare via qualche minuteria, insomma quello che magari so che potrei avere difficoltà a trovare sul posto, ecco. E se le chiederanno com'è Treviso, come si sta a Treviso, lei che cosa dirà? Che è una meravigliosa città a misura d'uomo, perché secondo me quella è la cosa fondamentale di Treviso, che ha degli scorci fantastici, dove ho accompagnato mia moglie le prime volte che è venuta a Treviso e di cui si è innamorata, oltre ad essere innamorata di me, si è innamorata anche di Treviso. Un doppio amore sostanzialmente. Meravigliosa Treviso, attraversata quindi dall'acqua, dalla... Lei, Lorella, la conosceva già Treviso prima di innamorarsi? No. Anche perché io sono salentina, quindi sono leccese, quindi proprio a 2 passi da Treviso. Una bellissima città anche Lecce. Anche sì. Tra l'altro ci sono un po' di analogie secondo me con Treviso, no?
poche. Non saprei. No, no, come qualità della vita si sta bene, a Treviso, a Lecce ci sono tanti locali. Sì, quello sì, sicuramente. Beh, sono due realtà diverse, belle. Beh, il mare è una città storica, anch'io l'ho conosciuta recentemente, barocca. è molto molto bella Lecce. Assolutamente, anche lì si mangia molto, ma molto sì. bene. Però lui mi ha tirata su, con il tiramisù. L'ha portata su, sostanzialmente, esatto, proprio, a Treviso. Proprio così. Allora, io vi auguro davvero un buon viaggio. E quindi ci aggiorniamo, magari mandateci qualche foto, qualche immagine, che così poi la mostriamo anche ai nostri telespettatori, magari ci troviamo anche per fare un po' il bilancio di questo viaggio. Molto volentieri. E visto che stiamo parlando di amore, perché di questo stiamo parlando, vi presento questa coppia, se non erro, di Villorba, spero di non sbagliarmi, che ieri ha festeggiato 60 anni di relazione. Questa l'intervista della nostra Francesca Bozza. Un applauso, davvero, lo meritano. Servizio, vi ringrazio, buon viaggio. Grazie a tutti, alla prossima. Arrivederci. Vediamo. Intanto volersi bene, rispettare e anche bisticciare, perché dopo si fa pace. Era il 27 aprile 1963. Nella chiesa di Santa Maria del Rovere, Linda Zottina e Pietro Bombacigno convolavano a nozze. Intorno a loro i familiari più stretti. Chissà se il giorno del sì si sarebbero immaginati di arrivare a tagliare il traguardo dei 60 anni di matrimonio. Più di mezzo secolo vissuto l'uno accanto all'altra. 10 anni trascorsi a Bari, paese natale di Pietro, poi il ritorno nella Marca. 6 figli, 10 nipoti, 3 pronipoti e un quarto in arrivo. Tanti momenti belli, alcuni dolorosi, ma che sono sempre riusciti a superare sostenendosi a vicenda. Linda ricorda molto bene il primo incontro di 61 anni fa, quando lui stava facendo il militare alla base Cadorin e lei era una giovane ragazza di 19 anni. Eravamo al cinema, lui è entrato dentro con amici e ha trovato un posto libero vicino a me e ci siamo guardati, va bene. Dopo ha cominciato a fare il piedino ed io con la scarpa di vernice nera ho detto: stai fermo? Ha detto: ci sta questa qua. All'uscita dal cinema Pietro non riesce più a vedere Linda, ma non si arrende, intenzionato a ritrovarla. Se è destino la troverò ancora, infatti la troverò dopo, un'altra volta. E il destino ha portato Pietro fino a Porta Calvi, dove Linda aiutava i genitori nel negozio di frutta. Da quel momento non si sono più lasciati, per entrambi un vero e proprio colpo di fulmine. Al momento, quando è venuto al cinema, l'ho guardato, ho detto: bel ragazzo, sì. La figura come si chiama? Del militare tira sempre. Appena vista, ho detto: questo è per me. Tra fiocchi bianchi, palloncini e confetti, Linda, oggi 81enne, e Pietro, 83 anni, celebrano le nozze di diamante, circondati dalla loro numerosa famiglia. Thomas, come sono questi nonni? Questi nonni sono bravissimi, molto educati, ci aiutano con la pasta ragù. Linda e Pietro ripensano i momenti più belli condivisi insieme, dalla nascita dei figli e dei nipoti alle feste in famiglia, agli anniversari. 25, 50 e adesso 60. Siamo arrivati. Parlavamo d'amore e non potevamo non raccontarvi questa storia. Adesso cambiamo decisamente argomento, ma sono felice di ritrovarlo dopo alcuni mesi, il professor Fabrizio Pregliasco. Buongiorno professore, sempre un piacere. Allora, professore, dal 1° maggio mascherine addio in ospedali e RSA, il dispositivo di protezione rimarrà nelle aree più fragili. Contemporaneamente, nei giorni scorsi, il professor Palù, presidente di AIFA, ha chiesto formalmente all'OMS di dichiarare finita l'emergenza. Io le chiedo, visto che lei è stato uno dei nostri fari in questi ultimi 3 anni, è la strada giusta? Questa emergenza va dichiarata chiusa? Allora, direi di sì, nel senso che dal punto di vista scientifico non esiste un'astina per stabilire c'è la pandemia, non c'è la pandemia. Il giudizio che ha portato anche l'OMS, ricordiamo anche in una fase iniziale con difficoltà e titubanze, perché la natura ce l'ha fatto vedere molto bene il Covid, la inseguiamo con difficoltà, direi che però è finita, cioè sulla base appunto di quello che erano stati i motivi della dichiarazione, ma l'evidenza della sofferenza, dei disastri, dell'impatto sui servizi sanitari. Quindi oggi il virus è con noi, io temo rimarrà
con noi ancora un po'. E penso, come ho detto diverse volte, che anche dall'andamento attuale saranno onde di salita, di discesa, che spero nel tempo si attenueranno, un po' come quelle di un sasso in uno stagno, a meno che non insorga, ma questo teoricamente possibile ma poco probabile, insorga una variante Covid particolarmente cattiva, mentre quelle che si stanno susseguendo ora, l'Arturo e le altre, sono tutto sommato variazioni sul tema di quella variante Omicron, sì più contagiose, immunoevasive come si dice, e quindi questo virus rimarrà ancora, diciamo così, in mezzo ai piedi con noi e può e fa ancora male a persone fragili, a persone a rischio, perché purtroppo più di 100 persone a settimana vengono a morire per causa del Covid. Si tratta di persone anziane, di persone fragili, di persone anziane e fragili che magari non si sono rivaccinate o hanno fatto una vaccinazione non completa, e questo è un messaggio che va rilanciato per il futuro, certo, presumibilmente per una scadenza che sarà quella di autunno, dove le persone fragili, a mio avviso, dovranno vaccinarsi per l'influenza, e questo è un classico, e ovviamente utilizzare anche la vaccinazione anti-Covid. Poi sul decreto appunto che andrà, che non è ancora abbiamo visto nel testo completo, ma credo appunto se ne sono stati anticipati gli elementi fondamentali, è quello di un gradino verso una normalizzazione con un po' di prudenza, che io credo che sia proprio giusto questa modalità di lasciare ai direttori sanitari l'individuazione di quei luoghi, di quei contesti, di quelle bolle che stiamo purtroppo ancora dovendo attuare per quei ricoveri ospedalieri con il Covid. Ora non abbiamo più i reparti dedicati, questo è una bellezza, una fortuna, ma spazi, no, dove ci deve essere attenzione per i pazienti, per i visitatori e ovviamente per il personale. Quindi credo sia giusto, proprio perché è una disposizione che diventa faticosa, lo vedo anche nel mio ospedale, no? La gente entra negli spazi dove appunto il rischio è minimo o comunque molto simile a quello della vita comune, e quindi significa far perdere il valore dell'uso della mascherina, sicuramente fondamentale nell'RSA per gli operatori, per i visitatori, perché lì appunto ci sono e ci saranno i nostri nonni, un po' a volte purtroppo acciaccati. Quindi diciamo che per i soggetti più fragili è giusto mantenere la mascherina, poi lo abbiamo scoperto sulla nostra pelle che protegge anche da altre malattie, anche dalle banalissime influenze, quindi insomma è una precauzione in più che magari lei dice nelle RSA, nei reparti più difficili degli ospedali, insomma è una buona pratica, può diventare una buona pratica. Ecco. È un buon senso anche di uno sdoganamento della mascherina. Noi guardavamo anni fa, prima del Covid, gli asiatici che venivano in vacanza con la mascherina. Ecco, anche mettersi una mascherina, sia una sintomatologia respiratoria quale che sia, influenza o purtroppo appunto Covid, riduce la possibilità di diffondere la malattia nelle persone che ci stanno vicino, proprio perché questa convivenza è sicuramente ancora necessaria. Quindi non abbassiamo la guardia, spero non ci debbano più essere quelle crociate assurde di quella quota di una minoranza di persone che si sono scagliate in modo allucinante, io dico, contro quelli che sono stati provvedimenti sicuramente pesanti o torto collo, che nel momento emergenziale a mio avviso sono stati utili e necessari per far fronte a quella fase pandemica. Ora io credo, ricordiamoci di quello che ci sarà e ci sarà ancora, il Covid. I problemi ce ne sono, non per fare il menagramma, ma l'antibiotico resistenza, i nuovi virus che continuano a emergere. Quindi è una battaglia uomo-virus, uomo-batteri che va avanti nell'evoluzione, anzi per certi versi l'ha anche aiutata, e quindi noi dobbiamo mantenere questa, come dire, attenzione, buonsenso e non dimenticare ciò che è stato fatto, ovviamente ora con maggior serenità e tranquillità. E quindi è verosimile, insomma ne abbiamo parlato più volte, professore, che da qui ai prossimi anni ci saranno nuove pandemie, magari non di questa intensità, però cosa ci dice la scienza a riguardo? La storia della vita umana è contrassegnata da pandemie, quindi il Covid è stato un esempio pesantissimo, nel passato ne abbiamo avuti altri, ora
impariamo e manteniamo un'attenzione a quella che potrà essere una possibilità del futuro, facendo tesoro di quegli aspetti organizzativi, gestionali, quegli approcci e magari anche una comunicazione che è stato un elemento molto difficile, come sempre, di questo rischio, di questa necessità di essere comunque attenti nel prossimo futuro e direi per la vita. Abbiamo parlato in questi anni ovviamente di vaccini, no? E in particolare dei vaccini a tecnologia mRNA che sono ritornati in queste settimane al centro del dibattito per la cura dei tumori. Da questo punto di vista, professore, a che punto siamo e possiamo essere fiduciosi? Allora, direi che è un aspetto positivo del Covid, se lo si può trovare, perché la tecnologia mRNA era ben conosciuta da anni, mancava l'ultimo pezzettino, l'industrializzazione, cioè la possibilità di tenere questa molecola che di per sé è molto labile, diciamo non degradata fino al momento della somministrazione dell'inoculazione. Gli enormi sforzi, i finanziamenti veramente imponenti che sono stati dedicati per la vaccinazione Covid, che di fatto non era l'obiettivo della ricerca dell'mRNA, hanno permesso di fare quel salto di velocità, di utilizzabilità di questa tecnologia appunto già ben nota e oltretutto grazie a una vaccinazione enorme a livello mondiale ci conferma anche la sicurezza di questa metodologia. Ci sono effetti collaterali eccetera, ma non quanto vengono, come dire, pompati nella negatività da alcune frange di popolazione che non riconosce la documentazione scientifica seria e originale. Quindi dicevo che il Covid è stato utile per rendere possibile e applicabile su larga scala questa tecnologia, consolidata, conosciuta e ben funzionante, e ci dà anche una conferma di sicurezza. È chiaro che ci vorrà qualche anno per un approccio veramente bello, quello appunto di individuare in soggetti col tumore le caratteristiche delle loro cellule tumorali, in modo da costruire un mRNA che in qualche modo innalzi la risposta immunitaria dell'organismo, riconoscendo in modo specifico queste cellule impazzite dell'organismo e quindi curare. I primi approcci sono sul melanoma, ci vogliono gli studi clinici, l'abbiamo un po' imparato tutti sul Covid, che ci vuole un po' di tempo, però io credo che questo sdoganerà la possibilità di diversi approcci preventivi e anche terapeutici. Un altro bel meccanismo è quello per riguardo alla protezione o comunque la cura dell'infarto, perché attraverso l'mRNA si possono stimolare le cellule a produrre in questo caso una proteina protettiva, una proteina naturale protettiva della parete cellulare, delle vie del sistema cardiocircolatorio e quindi anche difenderci meglio da questo altro grosso guaio che è la problematica dell'infarto. Professore, io introduco adesso un nuovo ospite, ma le chiedo di rimanere perché vorrei un suo parere. Do il benvenuto a Matteo Orlando, che è un rappresentante della cellula Coscioni, quindi parliamo di fine vita, perché la cellula Coscioni di Treviso, in realtà tutta la rete regionale che fa riferimento all'associazione Luca Coscioni, sta organizzando per venerdì 5 maggio a Preganzioli, in sala Granziol, una giornata proprio dedicata al fine vita da Pier Giorgio Welby alla proposta di legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. Orlando, buongiorno, ci spieghi in 30 secondi, in modo chiaro, ma so che lei lo sa fare, questa iniziativa. Di che cosa stiamo parlando? Buongiorno a tutti. È un'iniziativa volta a fare il punto su questa raccolta di firme per una proposta di legge regionale a iniziativa popolare che è cominciata il 4 febbraio e il 16 aprile ha già visto raggiungere il risultato appunto delle 7.000 firme necessarie da parte dei residenti in Veneto per depositare questa richiesta, questa proposta di legge regionale in regione a Palazzo Ferrofini, cosa che faremo nelle prossime settimane o mesi, poi magari dico qualcos'altro, che è una proposta di legge volta a dare tempi e procedure certe a chi ha già la possibilità riconosciuta dalla Corte Costituzionale di accedere
all'aiuto medico nella morte assistita, al suicidio medicalmente assistito. In occasione di questo appuntamento presso Sala Granziola Preganziol sarà presente Filomena Gallo, che è avvocato e segretario dell'Associazione Luca Coscioni, che ci aiuterà a ripercorrere un po' le tappe che hanno portato a questa iniziativa, appunto, della proposta di legge regionale, che ha visto il Veneto come capofila in Italia, è la prima regione in cui è partita questa iniziativa, alla quale poi sono seguite altre regioni che hanno iniziato la stessa raccolta per presentare una proposta di legge simile appunto nelle rispettive regioni. Chiarissimo, Orlando. Professor Pregliasco, vorrei un suo parere su questa tematica che è sempre attuale, ma che finora ha visto molti nostri politici nicchiare sostanzialmente. Ed è incredibile, perché davvero un dibattito politico serio e come sa fare e stimolare l'associazione che conosco, con cui ho collaborato in alcune occasioni, su un aspetto fondamentale della vita e dell'accompagnamento ai momenti più tristi e ai momenti più dolorosi, proprio perché tra l'altro noi stiamo, per fortuna, nonostante anche il Covid che ha creato un po' problemi, aspettative di vita molto lunghe, però tutto questo trascina con sé patologie croniche, e costi economici, ma soprattutto sofferenze in percorsi che, se non sono ben gestiti anche nell'ambito della gestione del dolore, delle cure palliative, sono un modo per far vivere ai nostri concittadini che si trovano in queste situazioni condizioni veramente pesanti e sofferenti. Quindi davvero ben venga questo stimolo sul livello regionale, proprio per essere elemento di ricontaminazione e riportare all'attenzione istituzionale nazionale un tema che condivido e che credo vada affrontato in modo serio. E tra l'altro, Orlando, voi confidate molto anche nel ruolo di Luca Zaia, che anche nel suo recente libro di fatto ha dichiarato di voler trovare una soluzione sul fine vita, portando poi l'esempio, la sua amicizia personale anche con Stefano Geller, che sarà tra gli ospiti di questo convegno il 5 maggio, è così? Sì, allora noi sicuramente ci facciamo forti e confidiamo nella apertura e nella sensibilità dimostrata dal Presidente Zaia su questo tema. In più occasioni ha ribadito che la politica rispetto a queste situazioni e queste condizioni deve rispettare e favorire la libertà di scelta della persona malata. Si è recato a trovare Stefano Geller ancora ad ottobre, se non ricordo male, o comunque sì, a fine 2022. Stefano Geller rappresenta tra l'altro il primo caso veneto di richiesta di suicidio medicalmente assistito, in quanto presenta appunto ai requisiti previsti da questa sentenza della Corte Costituzionale. Un caso di appunto buona pratica che noi attraverso questa proposta di legge diciamo deve essere garantito su tutto il territorio regionale, a tutela dei richiedenti, quindi delle persone che soffrono, ma a tutela anche dei sanitari che devono sapere come gestire queste richieste. Certo. Quindi sicuramente con questa proposta diamo al Presidente la possibilità di mettere in pratica le sue parole e confidiamo nella sua sensibilità. Voi avete già incontrato diversi esponenti politici, siete stati in consiglio regionale, state preparando un po' il terreno, perché dite non è una questione né di destra né di sinistra. Assolutamente sì, ci siamo appunto incontrati con i capigruppo regionali, il Consiglio regionale qualche mese fa. Le prossime tappe saranno il deposito. Nell'immediato dobbiamo recuperare i certificati
elettorali di ogni singolo sottoscrittore, metterci a riparo da eventuali firme valide, quindi ne raccoglieremo ancora diverse nei prossimi fine settimana o nelle prossime settimane, e poi si depositerà a Palazzo Ferrofini la proposta di legge regionale. Lo vediamo ai tavoli di raccolta firme, le persone che vengono a sottoscrivere la proposta di legge sono di ogni generazione, di ogni estrazione, di ogni convinzione politica, quindi è sicuramente una questione che va al di là di qualunque appartenenza politica. Quindi lo ricordiamo, venerdì 5 maggio alle 20:30, Sala Granzioli, diritti nel fine vita, da Pier Giorgio Welby, alla proposta di legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. Grazie Matteo Orlando della cellula Treviso, della cellula dell'associazione Luca Coscioni di Treviso. Pregliasco, professore, proprio 10 secondi, ce la farà la politica a dare un segnale? Deve darla, perché davvero è una richiesta, e lo dimostrava le persone appunto dell'associazione, è un qualcosa di trasversale e dobbiamo prenderne atto come elemento triste in situazioni davvero drammatiche, ma di una, diciamo, presa in carico e considerazione di tutte quelle situazioni che magari non arrivano a questa situazione così drammatica, ma che evidenziano una gran quota di persone che soffrono e devono essere aiutate. Grazie professor Fabrizio Pregliasco, sempre un piacere. Grazie Matteo Orlando, ovviamente ci teniamo aggiornati su tutte le vostre iniziative. Allora, giusto il tempo di lanciare il meteo, poi ci ritroviamo di nuovo in diretta per il dibattito politico. Mancano poco più di 2 settimane alle elezioni comunali a Treviso. A fra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Alta pressione sempre stabile, il tempo si mantiene buono sul nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 28 aprile. Sul Veneto tanto sole inizialmente, poi nuvolosità via via più diffusa, più compatta sui settori alpini e prealpini, ma senza precipitazioni degne di nota. Temperature stazionarie minime tra 2 e 10 gradi, massime invece comprese tra i 17 e i 20 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino avremo un ampio soleggiamento, col passare delle ore più nubi un po' ovunque. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime oscillanti tra i 18 e i 20 gradi. Infine vediamo la situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui si prevede un'alternanza di sole e nubi. Il tempo si manterrà comunque asciutto. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta, dicevamo, la pagina politica, mancano poco più di 2 settimane al voto a Treviso, il clima è davvero incandescente. Riccardo Barbisan della Lega alla mia destra, alla mia sinistra, Stefano Pelloni del Partito Democratico. Le posizioni sono ovviamente casuali. Dovrebbero essere collegati Nicolò Rocco, Italia Viva Azione Futura. Buongiorno Rocco e buongiorno a Maurizio Mestriner del Movimento 5 Stelle. Eccolo, buongiorno anche a Mestriner che ieri è stato raggiunto a Treviso dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Vi do anche una notizia dell'ultima ora, fra poco ci collegheremo con Treviso. Una casa Ater è stata occupata in via Ronchese dai centri sociali, così giusto per non farci mancare niente in questa campagna elettorale già abbastanza tesa, ma fra poco ci collegheremo con Federico Fusetti.
stretti. E a proposito di tensioni ci sono le minacce fatte nei confronti di Nicolò Rocco, che è collegato. So che non sono ore proprio facili, quindi ringrazio Rocco doppiamente. Facciamo il punto con questo servizio e poi cominciamo il dibattito. È successo che il nostro candidato Nicolò Rocco e uno dei nostri giovanissimi candidati consiglieri comunali, Giacomo Bruscagin, sono stati nuovamente minacciati, nonostante appunto noi avessimo cercato di chiudere questa triste vicenda. Messaggi personali ricevuti direttamente sul cellulare del nostro candidato sindaco, che non fanno certamente piacere, ma anzi preoccupano notevolmente. La vicenda quindi non è chiusa. In campo ora c'è anche la Digos. Sono le 12:28 del 26 aprile quando Nicolò Rocco riceve 3 messaggi via WhatsApp dal numero di Francesco Cancian, segretario trevigiano di Sinistra Italiana. Tic tac, tic tac, il tuo tempo nella terra sta per scadere, dice il primo. Seguono poi 6 smile, quindi nella foto profilo stai baciando un cadavere. Il terzo, che fa riferimento all'immagine di Rocco con la fidanzata. Insomma, Cancian ci sarebbe ricascato, e questo a poche ore dal suo ritiro dalla corsa con Coalizione Civica, per messaggi social dello stesso tenore, sempre espressi nei confronti di Rocco, per cui c'erano state anche delle scuse. La cosa grave è che nessuno sta gestendo questo pericolo, perché oggettivamente è un pericolo, oltre che un inquinamento evidentemente della campagna elettorale. Io faccio presente che soltanto una lista, quella del Partito Democratico, a cominciare dalla consigliera Tocchetto al segretario provinciale Zorzi, hanno espresso solidarietà a Nicolò Rocco, a Giacomo e alla nostra lista. Delle altre liste nessuna ha inviato un messaggio di solidarietà. E tira in ballo Giorgio Denardi anche il sindaco uscente Mario Conte, che da un lato solidarizza con Rocco, dall'altro si dice pronto ad aiutare Cancian nel caso di fragilità. Ci tengo anche a stigmatizzare il post del candidato Denardi, che ha minimizzato un fatto grave dopo aver invece condannato una presunta aggressione da parte mia nei suoi confronti, aggressione che non è mai avvenuta, però quello lo riteneva politicamente un fatto gravissimo. Invece una vera e propria aggressione verbale, minacce, tende a minimizzarla e sdrammatizzare, forse perché è un candidato che lo sostiene. A rendere il clima ancora più torbido alcuni profili fake che si sono sbizzarriti nelle scorse ore. È il caso di un certo Igor Simutenkov. Rocco morto sempre, si legge fra i commenti. Chi si cela dietro questi nomi? Dall'agone elettorale a un'aula di tribunale, il passo è brevissimo. Tendete a formalizzare denunce, querele contro Cancian e contro Ignoti? Si vedrà evidentemente nelle prossime ore. Certo che se è un pericolo e rimane così indisturbato e nessuno interviene, sarà necessario provvedere in qualche modo. Nicolò Rocco, innanzitutto come va? Ha degli aggiornamenti che può condividere con noi, anche perché, lo ricordo, sta indagando la Digos. Rocco. Allora, a me dispiace tantissimo che la campagna elettorale si stia spostata su questo campo, è una cosa profondamente sbagliata, nel senso che dobbiamo parlare di Treviso, dobbiamo parlare del futuro di Treviso. Io non voglio assolutamente, entrare nel merito del mio stato d'animo, perché non è giusto rispetto alle tante persone che stanno correndo e che devono parlare di tutti i temi di cui i trevigiani devono sentir parlare per capire come deve andare il proprio futuro. Ci tengo semplicemente a toccare, 3 punti. Io ci ho pensato molto sapendo che sarei stato invitato oggi e dobbiamo andare avanti con la campagna elettorale per parlare di temi, però voglio toccare 3 punti. Si è frizzato Rocco. Se non sarò chiarissimo, però sono... Sentite? Sì. Malino, a dire il vero. Adesso provi? La vedo più... Prego, 3 punti, diceva, quali? Allora, 3 punti che forse non saranno proprio semplicissimi e banali. Mi sentite? Sì, la sentiamo. La sentiamo. Allora, il primo è che il senso della mia candidatura, del mio impegno politico e delle mie scelte rispetto alla politica sono sempre stati orientati al non avere 2 pesi e 2 misure. Cioè, per me si deve affrontare sempre la realtà attraverso un'oggettività di atteggiamenti, e quindi per me la cosa importante è che nella vita in generale, nella vita in politica, non ci siano 2 pesi e 2 misure.
La solidarietà va data sempre, le condanne vanno fatte sempre, non devono cambiare in base alle appartenenze politiche. Per me questo è il primo punto. Il secondo punto è un po' complesso e tocca la cosiddetta etica della responsabilità. Noi non siamo soltanto responsabili per le azioni che noi facciamo, che è una cosa molto importante, ma siamo anche responsabili per le azioni che non abbiamo evitato quando potevano essere altri a commetterle. Allora io credo che sia importante che ci sia, diciamo, molta laicità di giudizio rispetto alle informazioni che ciascuno aveva, le informazioni che io posso avere oggi, perché noi leggiamo tutti i giorni di casi molto preoccupanti e rispetto a questi casi credo che ci voglia responsabilità nel capire se si poteva fare qualcosa per evitare che determinate situazioni avvenissero. C'è un terzo tema che a me sta particolarmente al cuore, perché io quando mi sono candidato volendo parlare di solitudini. Io ho lavorato per tanti anni nella salute mentale, quindi è un tema. E rispetto agli atteggiamenti da avere oggi, credo che la cosa importante quando si parla di disagio, eventualmente di salute mentale, sia anche cambiare il lessico. Ora noi non dobbiamo ragionare sulla bontà o la cattiveria delle persone. Se le persone sono in grado di intendere e volere, si parla di bontà e cattiveria e si valutano per la loro bontà e la cattiveria. Se le persone non sono in grado di intendere e volere, perché c'è un disagio mentale, c'è una depressione, una schizofrenia, rispetto alla salute mentale, il tema non è la bontà o la cattiveria, ma è affrontare la pericolosità per se stessi e per gli altri. Allora non citiamo la bontà e la cattiveria, non facciamo discorsi paternalisti, cerchiamo di capire di fronte al disagio mentale se c'è bisogno di un supporto professionale, non pacche sulle spalle, perché il disagio mentale è una cosa seria. Se una persona ha un cancro non si dice che quella persona è buona o cattiva, se ha una depressione non è debole, se ha una schizofrenia non è buona o cattiva. Ragioniamo, perché anche la salute mentale merita il rispetto che deve avere a partire dal lessico. E questo assolutamente, e diciamo che qui il terreno non è solo politico, ma rimaniamo sul terreno politico, perché è giusto che sia così. Rocco è stato molto chiaro. Pelloni, di fatto, lo ha sentito anche Grigoletto. Grigoletto dice sono arrivati attestati di solidarietà dal Partito Democratico, e va bene, anche da Europa Verde se non sbaglio, ma c'è stato un silenzio o comunque delle uscite non opportune da parte del candidato Denardi. Da questo punto di vista lei cosa può dire? Cioè Denardi, questa è la contestazione di fatto di Italia Viva, Azione, di Grigoletto, di Rocco, anche se non lo dice magari espressamente, non ha condannato fermamente quanto successo, è così? Ma no, allora innanzitutto io penso che prima portiamo fuori dal dibattito pubblico la vicenda nei termini personali che hanno coinvolto Cancian e Nicolò Rocco, meglio sia per entrambi, e semmai dovremmo portarla su un binario che è quello di trarne una lezione che possa essere quella che ci ha appena detto, condivisibile Nicolò Rocco, sulla salute mentale. Allora, se ci vogliamo trarre delle valutazioni, un dibattito politico, io penso che su questo ci possa stare. Se invece dobbiamo continuare a portare la vicenda personale su un binario che è quello del dibattito pubblico, io penso che non faccia del bene a nessuno dei protagonisti. Insomma, io ho espresso la mia solidarietà con due persone che stimo, Giacomo Bruscagin e Nicolò Rocco, immediatamente quando ho saputo di quello che era successo. Mi sono anche informato con i rappresentanti di Coalizione Civica su quale potesse essere lo Stato, se ci fosse bisogno di qualcosa per provare a contenere, a limitare, ad aiutare questa situazione. Dopodiché io penso che la vicenda io la reputo chiusa dal punto di vista pubblico, e la reputo invece che continuerà, se dovrà continuare, insomma, per le vicende che valuterà Nicolò Rocco, insomma, e Giacomo Bruscagin. Da questo punto di vista le parole di Giorgio Denardi, sinceramente io penso, mi risulta abbia espresso la sua solidarietà
alle persone coinvolte, abbia anche provato a fare una valutazione diversa sulla persona che appunto ha Francesco Cancian, provando anche a diciamo così, rappresentare una difficoltà umana che sicuramente non giustifica nessun tipo di comportamento, tanto che la sua campagna elettorale è finita e noi tutti ne abbiamo preso le distanze. Però insomma io penso che certi atteggiamenti, per quanto sbagliati, debbano essere diciamo così contestualizzati per provarli a risolvere quanto prima. Sinceramente poi sono vicende, ognuno parla per quello che gli compete. Io penso che Giorgio De Nardi, cioè l'uscita, il commento del sindaco Conte, io penso che sia spiacevole. Penso che gettare la questione nell'agone della campagna elettorale per provare a capitalizzare un qualche consenso politico per sminuire, dice c'è in corso, penso che non sia positivo. Una possibile strumentalizzazione. Allora, io farei così, se vuole controreplicare 10 secondi Rocco, poi passerei ad un altro argomento anche con gli altri ospiti. Vuole dire qualcosa, se la sente di aggiungere qualcosa, Rocco? Io la vicenda l'ho chiusa il 24 aprile, nonostante diciamo da più parti mi si chiedesse di prendere una posizione pubblica anche a livello nazionale, con solidarietà nazionale. Io il 25 scusate, l'ho chiusa dicendo: per me è chiusa, capisco la situazione, non procederò a querela, a denuncia, la chiuderò il prima possibile. Purtroppo secondo me ci sono stati degli atteggiamenti che non hanno favorito la situazione, ma non ne voglio parlare, cioè è una questione talmente seria che sì, sta diventando abbastanza seria e non solo politica. E non solo politica. Scusate, ho soltanto un dubbio quando si dice pubblica o non pubblica. Questa vicenda è diventata pubblica perché io sono un candidato al Consiglio Comunale e perché il candidato sindaco, e dall'altra parte le minacce arrivano da un candidato al Consiglio Comunale. Ma se noi pensiamo che questi siano temi seri, quante minacce vengono ignorate soltanto perché le persone che le ricevono non sono note, non sono pubbliche? Allora, io voglio chiudere il prima possibile, però ha una rilevanza pubblica perché è evidente che abbia avuto una rilevanza pubblica e secondo me non tutti gli attori l'hanno proprio gestita nella maniera ottimale. Ma non importa, andiamo avanti, però prima o poi insomma una valutazione che dovremo fare seria anche su quello che si è detto prima, la salute mentale, le denunce, le aggressioni. Però non voglio parlarne in questa sera. Allora, tra l'altro stiamo acquisendo altre informazioni e avremo altri aggiornamenti nel corso del telegiornale. Cambiamo argomento e come spunti politici ritorniamo alla giornata di ieri, alla visita in città dell'ex premier Giuseppe Conte a sostegno di Mestriner. Conte che ha stroncato di fatto l'autonomia nella terra dell'autonomia e poi ha lanciato un allarme molto serio sul PNRR per i territori. Partiamo da Conte. Lo dico a tutti gli imprenditori innanzitutto del trevigiano o trevisano che dir si voglia e tutti gli imprenditori veneti. Attenzione alle false sirene. Questa è una riforma dell'autonomia differenziata che voi che fate impresa vi ritroverete con 20 sistemi diversi di regolazione. Si rivolge direttamente al mondo dell'impresa il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che da Treviso boccia senza appello la riforma Calderoli per l'autonomia differenziata, non solo inutile fa intendere, ma pure dannosa, e questo a poche ore dal nuovo passo in avanti segnato dal disegno di legge con il parere favorevole della Presidenza del Senato. Vogliono l'esempio spagnolo, ma siete mai andati in Spagna? Avete mai parlato con i nostri colleghi, con i politici, con i cittadini spagnoli? L'autonomia spagnola sta creando tantissime difficoltà. Se quello è l'esempio, io dico un disastro a cui dobbiamo assolutamente rimediare. La priorità per l'ex Presidente del Consiglio piuttosto è mettere a terra i progetti del PNRR, oltre 200 miliardi di euro, centinaia di migliaia solo per la Marca trevigiana. 800 milioni di euro per questa realtà, per questo territorio sono fondamentali. Se noi non riusciamo a spendere questi soldi, e purtroppo anche ieri il Ministro Fitto è venuto in Parlamento e ha anticipato che siamo già in questa condizione, è una perdita per questo territorio
ma per l'Italia intera. È una perdita che non ci meritiamo. E a proposito di investimenti, il leader 5 Stelle si dice preoccupato dalle nuove linee guida del patto di stabilità europeo, troppi paletti per i paesi più indebitati come il nostro, ma sotto la loggia di 300 in tour elettorale tanti sono i cavalli di battaglia, dignità del lavoro, settimana corta, reddito di cittadinanza, in particolare Conte è tranchant sulla politica fiscale dell'esecutivo Meloni. Dopo che gli offrite queste autostrade preferenziali, ma chi è quel cretino che pagherà le tasse? Così loro distruggeranno il paese. Se continua così, dopo un'intera legislatura ci consegneranno un paese disastrato. Insomma, toni da campagna elettorale, senza dubbio. Barbisan ha bocciato l'autonomia lanciando un messaggio abbastanza forte agli imprenditori veneti. E poi c'è questo tema, che è il tema dei temi in questi giorni, del PNRR. Rischiano i territori, la messa a terra di questi progetti è a rischio? Ma intanto mi faccia partire dal tema dell'autonomia, perché abbiamo sentito un po', insomma, qualche barzelletta, ecco, anche ben raccontata da una persona che ha delle doti attoriali sicuramente, insomma, spiccate, come l'ex premier Conte. Andare dagli imprenditori a dire che l'autonomia è un pericolo, ma guardi, non si capisce perché allora ci sono tanti imprenditori veneti che spostano la loro sede legale in Friuli Venezia Giulia, oppure che la spostano nella Valle dell'Adige, che è una valle che appunto gode di un'autonomia a cui noi aspiriamo da 50 o 60 anni. O poi si mette d'accordo con se stesso. L'unico partito che in Spagna è contrario al tema delle autonomie è Vox, un partito, diciamo, che ha un'eredità franchista di estrema destra, e se adesso Conte è diventato di estrema destra, basta che lo faccia sapere ai propri cittadini, ai propri elettori e agli alleati del partito. Però è vicino a Fratelli d'Italia, che comunque è il vostro alleato. Sì, ma guardi, su questo la differenza tra Lega e Fratelli d'Italia è sempre stata chiara. Siamo un partito federalista contro un partito nazionale. È stato il premier Conte a parlare di Spagna. In Spagna non sono i socialdemocratici, neanche quasi i popolari, tantomeno gli autonomisti, a essere contrari al sistema delle autonomie, sono la destra più estrema, e ci dica se allora oggi il Movimento 5 Stelle è in quella posizione lì, perché sarebbe sicuramente una notizia. Sul tema del PNRR, guardi, mi pare che sia tutto in divenire. Stiamo ascoltando questioni che si stanno sciogliendo, nodi che si stanno sciogliendo in queste ore. Ovviamente l'auspicio è che tutto possa procedere per il meglio. È ovvio che sinceramente non mi sento di accollare colpe né a questi, né a quelli, né ai precedenti, né agli attuali, se il sistema burocratico, farraginoso, italiano attuale permette con difficoltà di far atterrare sul territorio le ingenti somme che il PNRR potrebbe invece calare. Però sul tema dell'autonomia, ecco, mi sento di essere completamente, i cittadini trevigiani che andranno al voto il 14 e 15 maggio lo sappiano bene. Da una parte c'è Conte col suo Movimento 5 Stelle contrario all'autonomia, dall'altra direi, guardi, adesso non per andare contro i miei interessi, ma dall'altra parte c'è tutto il mondo normale, diciamo, per financo dei miei avversari politici del Partito Democratico, che queste parole non le direbbero mai. Quindi c'è il Masaniello venuto dal sud, che è la spara grossa, e gente che ragiona su quelle che possono essere le criticità, le opportunità, che sono molte sul tema dell'autonomia, ma che sicuramente non hanno questa posizione di destra estrema oppure di neocomunismo, che neanche si riesce a capire da che parte voglia andare in una terra di autonomia come il Veneto. Mestrinera, lei si sente un neocomunista? No, qui si sta strumentalizzando delle parole usate poi per cercare di far titoloni, ma il Presidente Conte è stato chiaro: è il disegno di legge che si sta incardinando, cioè la tipologia di autonomia che vogliono dare con questo governo, che ha delle grosse criticità. Difatti c'è mezza Italia con i sindaci che stanno cercando di protestare per rimettere
Pronto? Sì, la sentiamo. Barbisan dice mezza Italia, infatti. Sì, da Roma in giù, insomma. No, informati. Sì, anche quelli del PD e dei 5 Stelle del Nord. Hai ragione, scusami. Informati un attimino. Sì, no, grazie. Mestriner. Facile strumentalizzare, ma qui c'è una cordata di sindaci da nord a sud che stanno chiedendo attenzione, perché per come si sta incardinando questa autonomia ci sono grossi rischi perché sia anticostituzionale. Addirittura. Ed è per questo che il presidente Giuseppe Conte ieri ha fatto il punto su alcune sicuramente delle criticità che avremo. Pensare la sanità totalmente in mano alle regioni, come in gran parte è già ora, ma poi alla fine hanno sempre bisogno di chiedere anche alla centralità del governo dello Stato a Roma. O penso all'energia, cioè ci sono grossi temi come i trasporti, l'energia, la sanità. Ma è la Costituzione che prevede questo, Queste sono le 21 materie previste dalla Costituzione. Si sta incardinando il processo di autonomia, è questo che è sbagliato. L'autonomia si può fare se si fa bene, come tante cose, insomma, si possono fare bene, si possono fare male. Ok, lei dice, Mestriner, di fatto ci sono delle materie che non possono essere lasciate alle regioni ma che vanno coordinate a livello centrale, che è un po', se non sbaglio, la posizione del Partito Democratico. Pelloni, che nei mesi scorsi aveva presentato la sua controproposta, dicendo di fatto politica energetica e sanità vanno gestite a livello statale. Io penso anche alla scuola, sinceramente sono preoccupato da portare la scuola fra le materie che vengano gestite in 22 maniere diverse in giro per l'Italia, insomma. Sinceramente poi all'interno di queste 23 materie sulle quali appunto l'autonomia può essere concessa, c'è appunto le politiche energetiche, ci sono... Allora, io penso che l'autonomia possa essere una risorsa per questo Paese, lo penso perché il principio di sussidiarietà è un principio per cui più vicini si va al territorio da cui nascono i bisogni, le esigenze, a dare delle risposte, meglio le risposte politiche saranno. E quindi a me fa piacere, ci sono delle materie che possiamo ottenere subito e su queste materie, ad esempio, penso alle politiche attive del lavoro, no? Ecco, io penso che su queste materie noi potremmo ricevere come Veneto subito l'autonomia. Se cominciamo a intavolare la richiesta su tutte e 23 le materie, sul residuo fiscale, rischiamo di intanto andare alle calende greche, ossia non ricevere mai nulla di tutto ciò, e poi andare a diciamo così, complicare, burocratizzare il sistema in maniera davvero preoccupante. Quindi lei dice per il momento procediamo per gradi. No, ci sono 5 materie, procediamo su quelle ottenibili immediatamente e partiamo, e poi dopo incrementalmente vediamo che riusciamo a gestire in maniera positiva anche il resto, cominciamo a aumentare. Però secondo me se cominciamo chiedendo tutto andiamo a complicarci, c'è tutto il tema dei livelli delle prestazioni essenziali. E qua apriamo insomma, un capitolo immenso. Esatto. E Rocco, lei come risolve questo tema dell'autonomia, che non è un tema strettamente comunale, ma che chiaramente ha a che fare con la vita degli enti locali? Poi tra l'altro su questo tema si è speso particolarmente in questi anni il sindaco uscente di Treviso, Mario Conte, anche in qualità di presidente dell'ANCI. Voi come la risolvete? Quindi da un lato Barbisan che dice l'autonomia è nel DNA del territorio, dateci subito 23 competenze di fatto. Se posso specificare dopo, io nel senso non sono perché non vi sia una gradualità, perché non sono il pazzo che ritiene che da domani dobbiamo gestire 22 competenze, però ritengo che possiamo iniziare da 4-5 fino ad arrivare a 22, altrimenti mettiamoci d'accordo che quella legge di riforma del 2001 votata dal Partito Democratico, che ha dato la possibilità che 22 competenze fossero assegnate alle regioni, è sbagliata. Allora, siccome all'epoca la Lega si astenne e il Partito Democratico votò a favore, oggi abbiamo quelli che votarono a favore
male che dicono che non va bene e quelli che si sono astenuti che dicono proviamoci. Questo è l'impazzimento del dibattito politico. L'inversione dei termini, lei fa riferimento... la Costituzione più bella del mondo o lo è sempre o non lo è solo quando lo dice il Movimento 5 Stelle o il Partito Democratico. Lei fa riferimento ovviamente al titolo quinto della Costituzione. Dicevamo, Rocco, da un lato, ho appena sentito Barbisana, dall'altro il PD con il Movimento 5 Stelle che chiede un profondo cambiamento o comunque anche uno stop al DDL Calderoli. Vabbè, allora, 5 Stelle sono statalisti, è un altro mondo. Parlando invece, diciamo, di concretezza, di gente che conosce il territorio, conosce le materie, secondo me le questioni sono due, una che riguarda le materie e una che riguarda la capacità, diciamo, degli enti locali e dei comuni di gestire l'autonomia. La prima riguarda le materie. Effettivamente 21 materie sono tante, esistono materie su cui ha senso che ci sia l'autonomia. Io ne cito una che riguarda anche i comuni, che è la delega che riguarda le scuole di infanzia. Noi in Veneto abbiamo per il 67% scuole di infanzia paritarie, siamo la regione che ha questa caratteristica proprio nel DNA, è uno storico, e per questo siamo profondamente penalizzati, perché noi abbiamo delle paritarie che allo Stato costano meno, che fanno un servizio, mentre abbiamo le paritarie che sono statali / comunali, che ricevono molti più finanziamenti, e questo crea una disparità enorme in termini di costo bambino al pubblico e di conseguenza di servizio alle famiglie, ai veneti oggi, rispetto magari ad altre regioni. Quindi, per esempio, sul tema delle paritarie c'è una storicità che va affrontata se vogliamo che ci sia parità tra i servizi che vengono dati in Veneto e i servizi che vengono dati nelle altre regioni. Quindi bisogna entrare nel merito. Se poi mi si va a dire le politiche energetiche devono fare le regioni, c'è da toccarsi, perché se fosse stato per Michele Emiliano noi oggi saremmo al freddo perché lui non voleva fare il TAP, invece il TAP fortunatamente è stato fatto perché era una competenza statale. Quindi sulle grandi infrastrutture, sulle politiche energetiche, per cortesia ragioniamo come nazione, dovremmo ragionare come Europa. Sulle paritarie invece, che è conoscere il territorio, è giusto che ci siano le comunità a decidere. Il secondo aspetto, diciamo, preoccupante, no, non è preoccupante in senso assoluto, è preoccupante perché bisogna stimolare un dibattito nel merito, è chiaramente quello della delega fiscale e dei meccanismi attuativi dell'autonomia. Per cui, oltre a dire io voglio l'autonomia sulle paritarie, bisogna capire gli enti che vanno poi a gestire queste competenze come raccolgono i soldi, quindi in tema di fiscalità, che competenze hanno, che capacità hanno per raccogliere, diciamo, la parte proprio fiscale, e poi c'è un tema gestionale. Per cui secondo me su questo serve una gradualità, e oltre a dire la materia devo anche spiegare come vado a reperire le risorse e come vado a gestirle. Ricordo sempre un episodio che abbiamo vissuto noi come Comune di Treviso, quando la Regione ha cambiato, diciamo, il meccanismo della delega sociosanitaria passando dal 60-40 sociale sanitario, sono diventati i comuni, gli enti deputati a raccogliere le rette per la disabilità, mentre prima lo facevano le ULSS. Guardate che non è stato un passaggio banale, non è stato un passaggio banale in termini di competenze, di economato, diciamo così, di rapporto col territorio, di rapporto con le famiglie. Per cui, primo tema, competenze, secondo tema, come si fanno le cose. Allora, siete stati tutti chiarissimi da questo punto di vista. Mestrineri, intanto lei si è preso anche dello statalista. Oggi continuano ad aggettivarla. Si sente statalista. Quando c'è il Movimento 5 Stelle si scatenano tutti. Allora, Federico Fusetti si collegherà fra pochissimo, perché la notizia di questi minuti è questa occupazione di una casa Ater in via Ronchese 57 a Treviso da parte del centro sociale, dei centri sociali. Adesso cerchiamo di capirne un po' di più con Federico Fusetti, poi chiaramente vi chiederò un commento anche su questo. Vedo che si è accesa una finestra, stanno posizionando l'inquadratura, perché insomma dobbiamo capire quello che sta succedendo. Allora, prima però vi faccio sentire le parole dell'altro Conte, di Mario Conte, sulla questione dell'aeroporto. Certamente ci sarà un grande evento con Ryanair che vuole celebrare il primo volo in Italia.
proprio su Treviso. Ricordo che è stato Londra Stansted Treviso, che è stato il primo volo Ryanair in Italia, e in occasione di quella celebrazione ci saranno certamente delle novità importanti. Per l'aeroporto Canova di Treviso dunque in arrivo novità che, specifica il primo cittadino, non riguarderanno i numeri dei voli ma le destinazioni. Noi siamo seduti al tavolo con Save e con Ryanair per cercare di mettere in campo le destinazioni più attrattive per la nostra città, ma soprattutto quei luoghi di partenza, quindi da quei paesi che sono in crescita da un punto di vista turistico, perché vengano nella nostra città. Ieri, in occasione della presentazione del nuovo master plan dello scalo di Venezia, il presidente di Save, Enrico Marchi, ha specificato che l'aeroporto Canova è già al massimo della sua capacità e non sono previsti né possibili ulteriori voli. Dichiarazioni che arrivano all'indomani dei malumori manifestati dagli operatori turistici della marca, che lamentavano il calo dei turisti inglesi. Il sindaco Conte ricorda come, su richiesta dei comitati cittadini, il comune avesse chiesto la chiusura della torre di controllo alle 22, limitando quindi alcune rotte. Come per esempio Londra, che in questo momento è stata temporaneamente spostata a Venezia, ma l'obiettivo è di recuperare anche la rotta di Londra proprio nel periodo estivo. Quindi l'appello che faccio ai cittadini è quello di attendere fiduciosi quelle che saranno le scelte di Ryanair, di Save, in accordo col comune di Treviso. Quindi per il periodo estivo potrebbero essere ripristinate alcune tratte? Credo proprio di sì, però attendiamo di capire anche Ryanair cosa intende proporre per il nostro territorio. Intanto, sempre a proposito di turismo, si punta ad una Treviso sempre più capitale della bicicletta, con la creazione di 3 bike station dove parcheggiare in sicurezza la propria 2 ruote in aree sicure e videosorvegliate, con la possibilità di controllarne lo stato tramite app. Aeroporto, mobilità, tutti i temi ovviamente della campagna elettorale, ma adesso c'è Federico Fusetti. Vi parlavo di questa occupazione a Treviso da parte dei centri sociali. Federico, buongiorno, raccontaci tutto, dove ti trovi, cosa sta accadendo? Sì, sono qui con Simone Merlo, che ringrazio per l'inquadratura, e siamo in via Ronchese 57, dove i ragazzi del centro sociale Django hanno occupato una casa dell'Ater proprio pochi minuti fa, perché siamo arrivati che erano arrivati poco prima di noi, e sono una quindicina di ragazzi. Insomma, è chiaro che la volontà è quella anche di dare un messaggio sulle politiche abitative di Treviso. Gaia Righetto, buongiorno. È una provocazione, tra virgolette, perché insomma avete detto voi rimarrete qua fino a domani. Come avete scelto questa casa e soprattutto qual è il messaggio che volete lanciare? Allora, la casa è una casa di proprietà dell'Ater, che anche è stata evidentemente ristrutturata ma ancora non assegnata. Sappiamo che è vuota da molti anni e questa è stata una delle motivazioni che ci ha portato a scegliere questo appartamento. E il messaggio è chiaro: noi ci rivolgiamo a tutte le persone che abitano questa città e in generale la provincia. I politici, sia a livello locale che a livello nazionale, non si preoccupano minimamente di quella che è diventata un'emergenza, cioè l'emergenza abitativa. Ed è un'emergenza che non colpisce soltanto le fasce più deboli e marginali della società, ma colpisce tutti indiscriminatamente, a parte chi ovviamente sta iperbenestante. Sappiamo bene che ormai trovare una casa in affitto a Treviso è diventato impossibile, sia perché le case non ci sono, sia perché i prezzi sono irricevibili. Si va dai 750 euro in su per un bilocale, e quindi anche moltissime persone giovani o anche più in là con l'età fanno fatica a poter acquistare oppure avere in affitto una casa. E questo è l'esempio da 2 cose principalmente: da un lato l'iperturistificazione, il fatto che non esistono in Italia delle norme che vadano a regolarla, e dall'altro l'assenza totale di politiche abitative. Questo ormai è una cosa che sappiamo da molti anni, da 20 anni che lo Stato, le regioni hanno completamente abdicato a questa funzione, e questa è anche la vittoria di una politica che è sempre stata il cavallo di battaglia della destra, ma che ormai è sposata anche dal centro. Avete un'idea di quante sono le famiglie a Treviso che sono in emergenza abitativa? Allora, a Treviso di emergenza abitativa, quindi persone che hanno già uno stato esecutivo, si parla di più di 200 famiglie nel solo comune, ma probabilmente sono molte di più se consideriamo il fatto che c'è tantissima gente che magari sta cominciando a non riuscire più a pagare l'affitto, anche a causa delle carbollette, dell'inflazione e via dicendo. A queste si aggiungono tutte le altre che non sono ancora state in qualche modo conteggiate, che sono le persone che appunto non hanno i requisiti per poter entrare in una casa popolare, perché ormai i requisiti sono bassissimi, e non riescono ad accedere al mercato dell'affitto. Quindi insomma, gesto simbolico, la situazione è tranquilla, c'è la polizia locale, però insomma diciamo che
che controlla, e voi farete un qualcosa di pubblico, nel senso che farete una proiezione questa sera, Intanto invitiamo tutti ovviamente coloro che hanno voglia di passare e parlare con noi per confrontarsi. Poi stasera alle 8:30 faremo una proiezione, proietteremo 3 documentari, 2 che trattano della condizione amministrativa in Italia e 1 in Germania, e domani invece alle 3 abbiamo un'assemblea pubblica in cui appunto l'obiettivo è quello di costruire un osservatorio dal basso che si preoccupi della condizione abitativa delle persone attendute. Grazie a Gaia Righetto. Grazie. Direi che da qui possiamo salutarvi, intanto poi torneremo ovviamente. Assolutamente. Federico Fusetti, grazie a te Gaia Righetto, la tua ospite, e Simone Merlo. Prima di andare in pubblicità, proprio un giro veloce, 10 secondi. Che cosa insomma prova di fronte a questa notizia? Tornano le occupazioni. No, ma guardi, io non vorrei stupire nessuno, ma se questa occupazione sarà temporanea e non sarà violenta, io anche ringrazio chi l'ha fatta, nel senso che portare la luce su un tema così importante come quello dell'emergenza abitativa, come sul fatto che ci sono coppie giovani che pur lavorando in 2 non trovano un affitto decente o addirittura non trovano neanche la casa, ecco, su questo io cosa vuole che le dica? Posso essere contrario? Ecco. Posso rispondere che il Comune di Treviso in questi 5 anni ha continuato e implementato le politiche abitative su quelli che sono i propri appartamenti. Mi si parlava di un appartamento ATER, quindi adesso se dovessi fare proprio la mia particina come consigliere comunale dell'amministrazione comunale non dovrei neanche sentirmi toccato, perché non è un appartamento del Comune di Treviso, però voglio dire, il Comune di Treviso ha ristrutturato decine di appartamenti in questi anni, dato delle nuove assegnazioni. Questo non è sufficiente a rispondere a tutta l'emergenza abitativa che c'è, lo sappiamo. A Treviso la situazione è calda, ci sono altre città governate da altre persone in cui la situazione è incandescente, quindi questo è un tema trasversale su cui, quello che diceva la signora che parlava, ci sono anche molte verità, anche se non riuscivo a sentire esattamente tutto, e quindi devo dire, se l'occupazione è temporanea e pacifica, io non sono così contrario. Quasi un mezzo endorsement, Barbisati, insomma sono un po' stupito. In campagna elettorale ci stupiamo. Io so che le stesse persone hanno secondo me occupato una caserma a Treviso e da lì non se ne volevano più andare. Su quello sono contrario, ma se domani se ne vanno e utilizzano questa loro occupazione per portare gli strumenti di informazione su questo tema che secondo me è centrale, io cosa volete che vi dica? Che Gavemo da parli perché stanno a notte su un appartamento. Io non sono così e non sono mai stato così. È un grande tema sul quale posso dire il Comune di Treviso ha investito delle risorse. Chiarissimo. E Pelloni la sta superando a sinistra. No, mi sta superando a sinistra dicendo delle bugie, nel senso che io sono d'accordo su quello che ha detto sull'occupazione, nel senso che per una notte in maniera non violenta io penso che abbiano fatto bene a porre al centro dell'agenda politica, del dibattito, questo tema. È un tema che è a Treviso drammatico, perché il Comune di Treviso dal 2019 a oggi ha fatto una graduatoria per l'assegnazione delle case popolari. Il Comune di Treviso, di questa graduatoria dal 2019 a oggi, non è stata assegnata neanche una casa nella graduatoria. È una cosa scandalosa. Hanno gestito le graduatorie in maniera del tutto disastrosa. Insomma, non entriamo nei dettagli di come è stata gestita, la gente a casa. Ma oggi ci sono 125 circa alloggi disponibili di proprietà del Comune, ristrutturati, che non saranno assegnati. Sei sicuro che sono tutti di proprietà del Comune intanto? Sono di proprietà del Comune. L'Ater li sta rendendo disponibili. Gli ultimi 25, 100 sono sicuramente di proprietà del Comune, che sono liberi, che non verranno assegnati prima del 2023, della fine del 2023, perché abbiamo ricominciato con una nuova graduatoria, perché quella del 2019 0 assegnazioni, 0.
0 assegnazioni. Sì, ma ti ricordi che c'è stata un'indagine? Cioè, sì, ma ti non ricordi... c'entra un'indagine. No, non l'indagine è stata nel interessava 2020, quando ti 2022, la utilizzavi per gettare discredito sul comune. No, Adesso non ti l'indagine è stata nel interessa 2022, che abbiamo fatto una nuova 2023. graduatoria perché la nuova fosse graduatoria tutto arriverà trasparente. a dicembre 2023. Ma Da qui al sì, va bene. dicembre 2023 ci saranno 125 appartamenti liberi che nessuno utilizzerà perché la graduatoria sarà disponibile a novembre o dicembre Perché per 2023. estrema trasparenza l'abbiamo fatto visto che c'era Certo, per estrema un'indagine. trasparenza, ma avete governato dal 2018 a oggi siamo nel 2023. Tu cosa hai fatto? 0 case. Tu cosa hai fatto sì, cosa prima? ho fatto? Mestriner. È evidente che bisogna, il comune con l'Ater Treviso provinciale e quindi con la regione, perché poi da lì vengono i fondi, ma la gestione poi è anche appunto comunale, bisogna investire di più a Treviso sul tema degli alloggi popolari. Dobbiamo fare tutti di più nell'interesse dei cittadini, ci sono richieste che non si riescono ad assegnare e le richieste sono tante, vuol dire che c'è un problema sociale crescente. Cerchiamo di lavorare tutti assieme, io credo, per il bene del cittadino senza buttarla sempre per forza a dover far baruffa tra destra e sinistra, purché l'importante è non andare al punto. Ci sono alloggi da assegnare, ce ne sono tanti che sono da prendere in mano e da sistemare. Non bisogna perdere tempo, bisogna trovare i fondi. Abbiamo il PNRR e ci sono finanziamenti che bisogna andare a trovare per sistemare questi alloggi e dare un tetto alle persone perché ne hanno diritto. Allora, ripartiamo da qua. I ragazzi a far di tutto per tenere caldo, per tenere il tema al centro dell'attenzione e gli faccio un in bocca al lupo. Non stanno delinquendo, stanno facendo un'occupazione sana e per tenere vivo un tema che è cruciale per Treviso. Allora, ripartiamo su questo punto da Rocco dopo la pubblicità, proprio un minuto. Di nuovo in diretta, Barbisan Lega, Pelloni Partito Democratico, Mestriner, candidato sindaco 5 Stelle, candidato sindaco Nicolò Rocco per Azione Italia Viva Futura. Rocco, riparto da lei, come dicevo prima della pubblicità, su questa occupazione che mi pare di capire è tutto sommato simbolica fino a domani di questa casa Ater, talmente simbolica che Barbisan di fatto dà un mezzo endorsement. E lei invece cosa dice, Rocco? No, io non credo che il tema della casa sia un tema fuori dall'agenda. È chiaro che magari noi molto spesso veniamo invitati da associazioni di categoria, veniamo invitati dai commercianti del centro e mi rendo conto che a volte magari il dibattito si concentra su alcuni aspetti che riguardano tematiche specifiche e purtroppo, lo dico, si parla un po' meno di sociale, però il tema è ben presente. Allora, io sul tema della casa farei, diciamo, 3 valutazioni diverse. La prima effettivamente riguarda quello che si può fare, tra virgolette, nell'immediato. A me risulta che gli alloggi comunali siano un'ottantina e quelli dell'Ater siano 120, quindi oggi ci sono più o meno 200 alloggi che potrebbero essere pronti in breve tempo, ecco, senza grandi lavori. Mancano alcuni lavori e cosa si potrebbe fare dove manca magari un allacciamento, manca un'idoneità. 2 meccanismi, uno potrebbe essere quello dell'autorigenerazione, ovvero io vado a scalare il canone rispetto a dei lavori che possono fare anche gli inquilini che entrano. Ovviamente non si parla dell'emergenza abitativa, che è un tema degli alloggi ERP, si parla in generale degli alloggi ERP, magari per i redditi che sono in condizioni, diciamo così, di marginalità o che lavorano ma fanno fatica e non potrebbero accedere a un mutuo. Il secondo meccanismo sarebbe quello di lavorare con il terzo settore. Però il primo tema è cosa facciamo con questi alloggi che noi abbiamo effettivamente pronti e non riusciamo a mettere a disposizione. Un secondo aspetto secondo me importante è un tema... La prego un po' di stringere, Rocco, che ci stiamo avviando a conclusione. Il secondo tema, bisognerebbe anche entrare, diciamo, con una valutazione vera sulla legalità, perché siccome gli alloggi devono andare a chi ha diritto e chi è in situazioni veramente di difficoltà,
fa presa in mano, diciamo, una situazione che sugli alloggi ERP da tempo secondo me è un po' incistata, dove ci sono persone che magari non avrebbero i requisiti per stare e stanno, e chi rimane fuori. Il terzo tema sulle politiche abitative, dobbiamo anche renderci conto che il pubblico non può fare tutto, perché comunque anche se fossero 900 alloggi in una città di 87.000 abitanti c'è, diciamo, una fascia, una classe media di lavoratori, e su quelli va fatto un ragionamento, lavorando anche col privato, magari con i fondi che hanno un ragionamento diverso rispetto agli immobiliaristi, e quindi sono dei temi un po' diversi tra di loro. Allora, a voi mancano più o meno 2 settimane al voto, a noi 2 minuti per chiudere, quindi insomma vedete voi. Adesso 10 secondi ciascuno, vi chiedo molto banalmente come trascorrerete le prossime 2 settimane. Proprio mi interessa la vostra vita da candidato. Barbisano, cosa farà? 30 secondi. Beh, io è la 4ª volta che sono candidato al Consiglio Comunale, ormai sono un veterano, e la trascorrerò con le persone che io riesco a contattare, ma devo dire anche la soddisfazione questa volta delle tante persone che vogliono venire da noi per capire, per informarsi e per sapere alcune curiosità sul voto, come votare, come poter esprimere la preferenza. Quindi a tamburo battente per le strade, per le piazze. Devo dire che per me non cambia molto rispetto alla vita di ogni giorno. Pelloni. No, ha ragione Riccardo, nel senso che chi è innamorato della politica, chi è innamorato e lo fa in maniera del tutto volontaria praticamente, il consigliere comunale, è sempre un piacere incontrare le persone. In queste 2 settimane non cambierà molto nella nostra agenda, incontreremo tante persone, tanti cittadini che si interessano alle votazioni, che vogliono sapere qual è il nostro programma, qual è la nostra visione di città. Un'unica cosa, questa sera alla Biblioteca Comunale di Sant'Antonino a Treviso ho organizzato un'iniziativa con l'onorevole Scarpa e con il consigliere regionale Zanoni sul tema della sanità pubblica, perché anche se non è un tema prettamente comunale è un'urgenza percepita, le liste d'attesa, mancanza di medici. Quindi di base. stasera un focus sulla sanità questa pubblica. Sera a noi a Radica invece in strada Ovest con il sindaco di Treviso. Mestriner? No, perché... no, assolutamente, cioè, siamo qui per dare comunicazioni in servizio. Mestriner, 20 secondi, la prego. Noi continueremo a fare politica incontrando i cittadini per le strade, per le piazze, con gazebi e creando dei microeventi attorno nei quartieri, e abbiamo bisogno di parlare, stare tra la gente e spiegare il nostro programma. Il resto verrà tutto in automatico, e condivido, do la mia solidarietà che non ho dato finora, e mi scuso con Nicolò per quello che gli è accaduto. Avrei dovuto intervenire prima e me ne scuso. E per il resto continuiamo a incontrare tutte le persone di Treviso e siamo disposti a parlare con tutti. Ecco, accetta questo atto di solidarietà, Rocco? Certo, sì, assolutamente. E le sue grazie. Prossime 2 settimane di campagna elettorale come saranno? 20 secondi anche per lei. Allora, domani a Oscar Giannino parliamo un po' di sana cultura liberale, poi inviterò l'onorevole Carfagna per parlare di pari opportunità, inviterò Elena Bonetti per parlare di scuole paritarie, inviterò Maristella Gelmini per parlare di PNRR, e per il resto tanti incontri con i cittadini, anche piccoli incontri, però la vera sfida è rimanere normali, rimanere umani, rimanere a contatto con la realtà, per cui anch'io molto spesso le mattine dovrò lavorare perché vivo col mio lavoro. Allora, in bocca al lupo a tutti e 4, grazie. Barbisani, in bocca al lupo Stefano Pelloni, Partito Democratico. Mestriner, a presto, anche per lei in bocca al lupo a Nicolò Rocco, Azione Italia Viva Futura. Allora, io vi do un'ultimissima comunicazione che riguarda la nostra programmazione questa sera dalle 21:15 in diretta dal Palazzetto dello Sport di Cima d'Olmo in occasione della 48esima edizione della mostra dell'Asparago Bianco IGP. Vi racconteremo in diretta la sfilata di moda delle Amiche per la Pelle, sul palco le storie, la bellezza e la forza di chi ha affrontato sulla propria pelle l'esperienza del tumore al seno. Questa sera quindi su Antena 3 è un'iniziativa importante a partire dalle 21:15 e noi
Ci ritroviamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Grazie a Francesca Pezzo e Alberto Piovesan dalla regia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Ci rivediamo alle 18:30.